così si salva. Ok, a posto. Allora, ok, merci beaucoup, très bien. Allora, io inizio a caricare Air Quantum Break. Sono riuscito a settarlo con il nuovo OBS, quindi come è andato bene Marvel, ma non bene Plucky Square, ma quello è per colpa del nostro carissimo amico che ci ha gufato. Turbol per gli amici Sgrodol. Una persona cattiva. Una persona di bassa lega. Sì. Allora, come arriva Christian? Partiamo subito. Anche perché quella cosa la possiamo fare in due modi, il fatto della puntata. Quindi mo aspettiamo Cri. Allora. Allora, se noi per caso volessimo vedere la puntata qui, no? Funzionerà? Aio! Salve Christian! Allora, proviamo a ricaricare la puntata, vediamo se va in stream. Ah, non va in streaming. Allora, signor Christian, dobbiamo un attimo regolarci sul da farsi. Innanzitutto, buonasera. Va bene, va benissimo. Va benissimo e speriamo vada anche meglio perché ho fatto un po' di pulizia OBS, quindi vorrei sperare che adesso abbiamo sempre meno problemi, ma queste saranno le ultime parole famose. Allora, io ho trovato anche comunque su YouTube le puntate della serie in base alle scelte fatte, eccetera, eccetera, eccetera. La prima puntata dura 25 minuti, quindi io vi dico come l'avevo pensata e le alternative che abbiamo. Sì. Si guarda, c'ha solo nella scena Quantum Break senza nient'altro, quindi l'ho alleggerito il più possibile. Noi possiamo fare in questo modo qua, visto che comunque la serie non è obbligatoria, mettiamola così, si potrebbe anche un attimino saltare. Io avevo pensato potremmo iniziare a giocare e poi vederci la puntata che già ho trovato su YouTube. Oppure se volete fare l'esatto opposto, ossia prima ci vediamo la puntata della volta scorsa che il gioco non ci fa vedere e poi passiamo all'atto 2. Ditemi voi come preferite, troviamo una soluzione, la chat si chiude non so per quale motivo. Non è che fine oggi sono stata ad aggiustare la chat, OBS è la chat che mi inizia a dare problemi, no? Perché sarebbe il conto. No, sai cos'è, Cri? Che sto sempre a fare esperimenti per mettere cose nuove all'interno, quindi arrivato ad un certo punto... No, Christian, mica me lo sono visto. No, l'ho trovato e ho aspettato per chiederlo a voi. Non me lo sarei visto da solo a questo punto, ci mancherebbe altro. Quindi ditemi voi come vorreste. A livello logico, forse avrebbe più senso vedere prima la puntata e poi giocare. Io già l'ho caricata sotto, Gianmarco già ha visto che la stavo caricando, quindi nessun problema in entrambi i casi. A livello di gusto mio personale, ovviamente preferirei prima giocare adesso. Però non, cioè, mi rimetto anche al vostro piacere. Ok, vediamo Christian che cosa ci dice. Tanto credo che sia YouTube che sta cagando un po' il cazzo con la chat. Dici? Mm. Ok, è a posto. Quindi, di pure tranquillamente. Tu per quale eri più favorevole invece così? Per me vanno bene entrambe perché da come ho letto sono approfondimenti ma non sono obbligatori da seguire. Allora, se non ti causa problemi con OBS preferirei guardare l'episodio, magari nasconde un segreto, altrimenti si continua il gameplay. Guardiamoci la puntata. Vai. No problem. Christian, tu parli e noi ti seguiamo. Christian, basta un click. Aspetta, vabbè. Basta un click. La puntata è già qui. Già è pronta. Aspetta, sposto la chat, la tolgo un attimo a schermo così siamo un attimino più tranquilli. Allora, è sottotitolata in inglese e ho trovato la puntata in base a quello che noi abbiamo scelto, quindi la scelta di tenere sì, in vita. pubbliche relazioni. Esattamente. Eccoci qua.
però si vengono i sottotitoli tagliati. Guardiamo così. 2 ore dopo la frattura. Time's up. Sì. Quindi sono proprio recitate da attori in carne ed ossa. Questa è la cosa che sapevo. Left, of course, your father, and on the right, the little one. How old is she? "114 Lafayette. Is that correct? That was taken not 5 minutes ago by my associate, Michael. What do you want? I want a statement. And you don't want Michael outside of your house a moment longer. What happens to me? Well, that's entirely up to you. Okay, I'll do it. Sembra un giovane Witz comunque, I'm so glad we could work this out. Sì, lo vedo un po'. Non è così male. Sì. Il video, la live. Che bella a tutti i ragazzi! Bentornati! Sarà uno dei prossimi acquisti, così risolviamo il problema di usare il filtro che occupa memoria. No, green screen, che c'entra l'ISIS? Che cazzo è fatto? No, no. Quindi devi essere pelato per far parte di questa associazione, no? Liam, walk with me. Seems your work's been undone. We just lost communication with Jack Joyce's transpo. How the fuck does that happen? Knowing how isn't important. You just need to find him. Wincott is working on a location. Great. What is it? What? Something's wrong. University. That's not how we operate. It was sloppy. Have all your operations gone smoothly? Go home, Liam. Wait for the call. I'm sure your wife misses you. Ok, Cri, ho visto quando c'è stata la pubblicità, era giusto un momento vuoto, non ti preoccupare. Mo vedo di tenere pure io d'occhio per il futuro sta Good cosa. thing about our friend Stan is Stan makes it easy. See, the guy goes around using the same username and password everywhere he goes. Now, Alla fine niente di ciò che non sapevamo già, l'hanno leggermente invitata con piacere e con tranquillità a collaborare con loro, ma proprio con tutta la calma e la tranquillità di questo mondo. God, this guy's swinging for the fences. And what is that? What are you doing, Brenner? Coffee cup. No, I know it's a coffee cup, but what is it doing on my table? The fuck? You know what this is? Do they have these in Idaho? Iowa. Whatever. Use it. You tell me what's next, Brenner? I don't know. I know you don't know. That makes me sad for you. All we do now is upload our girls' video to Stan and our friends at WZWY, send Stan a note with some of his private pics, and last but not least, we post a letter. That letter allows Reclaim to take full responsibility for everything that's happening. Signed sincerely, your local terrorist, Jack Joyce. E voilà come si fanno le fake news. Pretty awesome. E voilà, fatto. Shit. Oh, cazzo. Lo chiama lui. Mr. Hatch, sto cazzo. perfect timing. Me and Brenner, we just dug up some major dirt on
on our news director over at WZWY. He'll be running our copy and posting that girl's video within an hour. Good work, Woodcock. Where are we with Joyce? Joyce? Well, I got a lock on his transpo. I've hacked into his camera, and I'm waiting to find a locale. It's not incredibly easy. Keep an eye on it. And when you find him, contact Burke directly. I think we have a traitor in our midst. Traditore, attenzione. Hello? Attenzione. Ok, questo è un dettaglio importante. Thank you. Was that Martin Hatch? Get the fuck out of my office. Get the fuck out of my office. Un po' di... che cazzo. Fuck. Give me something. Come on, Joyce. Fa lo stesso mestiere, pensaci. L'ho detto a caso, lo sai, io Pensaci. Francesco, Sempre 2 ore dopo, ok. presenza di Burke. Secondo me sei proprio tu Burke il traditore. Ah, Cree, il volume del video si sta sentendo non troppo alto. Ho risettato la scheda oggi per i volumi e tutti. Ok, grazie mille. No, non piangere, moglie. Solo manipolato il tempo e fatto cose cattive. Things have been really bad at work. I'm sorry. I just... I dreamt you were a cat. Va bene? Okay. Ci sta. With these big Stuff. furry bear paws. Way too big for your body. It was a strange creature, Come il dottore. but I knew it was you. I have to get back to work soon. You work more than any field manager in the history of field managers. Baby, you haven't been home in 2 days. Il mio capo sta solo cercando di dominare tutta la linea temporale, scusa. Your mom's being difficult. Oh, I'm She is. I'm She's being being difficult, huh? shinta. Being very difficult. Stop. What? I don't think that's the baby. Okay. You would. Si è rotta la linea temporale, corri! Ho capito, Momento. che cazzo. Ma almeno ci tiene alla moglie. Uomo, non sei cattivo. Secondo me il traditore è lui. Il talpoide. Il talpoide è lui, sì. Sì. Come Francesco, un talpoide. Sì. Ecco, si è rotta la linea temporale, corri. L'ho detto io. Amore, ma il lavoro e la linea temporale. Io che ci posso fare? Scusa. Il capo, la rompe. Cioè, scusami. Burke, Ah, no, we è got a lead on Francesco. Joyce. What is it? I was able to track his transpo to a warehouse on Burgundy and Wilkins. It's inside Ground Zero perimeter. Sending you the coordinates now. Ok, quindi stanno mandando lui al deposito. E giustamente sarà l'agente scelto Super più Super Plus. I gotta go. Since its founding in 1999, Monarch has sought to advance our nation's technological frontiers beyond anything mankind has seen. Along with its innovative research and design programs, Monarch has sought out investments within the city of Riverport in order to rebuild this great city, transforming it into an economic powerhouse. Over the past Oh. Problema.
grosso. Problema grosso. Bambino glitchato, bambino. Bambino glitchato. Glitchato tutto. No, si è glitchato l'uccello. Problema. Dai, tu non sei cattivo, dai, dai. Dai, tu non sei cattivo. Presence here has bolstered the city's employment rate by 32%. Just last year, CEO Martin Hatch founded a technical institute right down the street from Monarch headquarters and has helped eager students from all over the country to further their dreams and interest in technological research and design. And with Monarch's greatest investment in the future being right here in Riverport, it's pretty clear how bright the future is for all of us. Paul, there's been a development. Jack, You've already seen it. tonight on the island. He'll be there, and he'll want revenge. I need him stopped, now. I think our focus may be somewhat misguided here. Your fifth column traitor? We shouldn't take it so lightly. Joyce got lucky. He escaped. He's gone. He wouldn't be foolish enough to come back. Our only vulnerability is within, Paul. You should see that. Telling me what I've already seen. You're not thinking clearly. You need your treatment. You've been the face of Monarch for all these years, Martin. But let's get clear on something. This is still my ship. And I simply don't want to see you go down with it. Just find him. We take you now to Riverport University, where a violent showdown shook the town last night. Joining us now is Amy Ferraro, an eyewitness on the scene. Amy, tell us, what is going on here? There were people from our group who took things too far. Things got very violent. And that violence was because of Jack Joyce. I want people to know that he is a very dangerous person, a terrorist. 2 bacon and egg sandwiches? Sounds like a terrifying thanks. scene down there. We appreciate your bravery going on record to speak out against what appears to be such a dangerous person. I was over in the lab at the university this morning. Someone solved the equation. Huh? I've just received word that Monarch security forces have teamed up with local police to hopefully expedite the search for Jack Joyce and keep the people of Riverport safe as this very unsettling story continues to unfold. What's up, IT? You wish I was IT. Hey, you don't have security clearance being here. Security clearance. Access granted. I thought you might have been up all night, so... You didn't get the runny kind, did you? No, it shouldn't be. No, tu mo che stiamo succede terza guerra mondiale. Oh, man. Fiona Miller. Oi, Pierluigi, bonsoir. So what's the 411? What the hell's going on out there? 411. Yeah, the 411. Everything's fine. Everything's fine. Everything's fine. There was a shootout at the university last night. Nothing I couldn't handle. All right. You think they're gonna cancel the party tonight? Are you kidding? No way. Hatch knows what he's doing. You gonna go? To a party? Me? Go to a party. I don't know. We can roll together if you want. Okay. Yeah. All right, I'll go. Sì. Okay, buddy. What are you gonna wear? Yeah, I don't know. Maybe I'll go naked. Nice, I like that. I gotta get back to my desk. Allora, te lo spiego appena finisce. See you tonight? Yeah. Che penso sia quasi finito. I'll see you tonight. Mancano altri 10 minuti. Diciamo, è un telefilm, ma è anche la sequenza di un videogioco. È entrambe le cose.
sarà il cugino di Alan Wake, cioè un parente prossimo. No, non lo so. Ok, e noi siamo qua. Qui dove abbiamo lasciato l'altra volta. Liam, this isn't what it looks like. Fuck, Beth. I really didn't want it to be you. You need to listen to me. Step away from the van. Step away! Right now! Drop the gun. I can't do that. You have 3 seconds till I pull. I have better reflexes. And you're a marksman for shit. No. È quello che è successo nel gioco. Quando abbiamo scambiato le pistole. Suka. He's gone. Suka. Do you see what's happening? The stutters. More and more. Allora ci dobbiamo vedere le puntate. What is going on? Time is breaking down. The end is coming, and Joyce could be the key. Wait, the end of what? Beth, the end of what? The end of what? Of time! Of time! Of life as we know it, the entire universe, gone. And somehow, Monarch has been preparing for it. They knew it was coming. Christian, anche io la penso questa cosa. Protocol, and it can save us, at least some of us. Hands on your head, down on your knees. Brown. Wilder, do not make me ask again. Joyce just took down half my men. You think maybe he had some help? We're unarmed. I was responding I do not give a fuck. Hey, I am with Monarch. On your knees! Liam, if they take me in, then it's the end for me. And for you. Do not let them take us. We'll never find the lifeboat. Think about Emily. Io lo dico così. Just relax. Liam! Shut up! No, man. No, no. This lifeboat protocol. What is it? I don't know. But Dr. Kim was at the center of it. Dr. Kim? If you can get into his lab. That's impossible. It's been closed up since he disappeared. Do you know anyone who could get you in? Ok, va bene. Le forze speciali erano in omaggio con gli ombretti della Kinder. No, peggio. Peggio Pierluigi, peggio. Sì, facciamo anche un piccolo riassunto delle idee in 2 minuti e capisci in che situazione di merda come al solito ci siamo infilati. Anche ce li facciamo i fatti nostri. Paninozzo. Poi ti lamenti per un sottobicchiere. Ti sta bene. Ti sta bene. Ti sta bene. Holy shit. Lamberg. Gotcha, buddy. Hatch is gonna love this. Oh shit. The fucking golden boy. Cioè lui poi aveva anche trovato la talpa. Quella è la cosa bella. Aspetta un attimo. Aspetta che mo ti segnalo. Aspetta. Gotcha. Monarch employees, the food trucks will be parked outside till 2:30. Charlie. Ma io a te stavo cercando. Guarda. Yeah. Could we talk somewhere private? I'd really rather not. In your office would be good. It'll be really quick. Yeah. Dai, dai. Che bello, adesso lo fermo. Oh cazzo, è qui. Huh? There's nothing there? He just wasn't there? Like, or what? No, Hatch, he reassigned me. He wants me to secure the perimeter lab on the island. He thinks Joyce might go there. He sent me here to get access to it. Can you help me out? Yeah, sure. Let me see what I can do. Thank you. You know, it's really funny that you say that that lead on Joyce was no good because, I don't know,
sure looks like he was there. And that other guy kind of looks like you, but that's weird because you work for Monarch, and that guy clearly does not work for Monarch. Yeah, I can zoom in. Hey! Wait, stop killing me! Because I just put a high security alert out on your ass. You got about 20 seconds. You're bluffing. Hey, you're welcome to stick around and try to find out. You know what I'm gonna do to you. I have a pretty good idea what Monarch's gonna do to you. In about 15, 14, 13, 12, 11, 10. Good luck, buddy. 9, 8. We need all points converged on Liam Burke. He's armed and dangerous. Listen up, he's on level B, near the main overpass. Just a reminder to Monarch employees, get your flu shots. They are free of charge. Get them in 8 Non guardare in faccia a nessuno. No, aspetta, Lore, è un attimo un problema, aspetta. Salve. Conosco il Kung Fu? Conosco un po' di Kung Fu, dai, ci sta. Sì, sì, sì. Fucking idiots! Liam, stop! Sì, vai così. Avanti un altro. Arrivederci. He's not invincible. He's not a fucking superhero. Brenner, I'm dealing with it. Yeah, I know. He's in the building. Yeah. South parking structure. I repeat, south parking structure, 4th floor. È diventato FNAF alla fine. Sì. Livello completato. Oh, aspetta le macchine. Second floor. Gotta cut him off. He's setting out the entrance. A parte Fast and Furious, non me l'aspettavo. No, come on! Lascia fare. Okay, he said he's south on Eastman. Non sono capaci di prenderlo, ma lui è lui. Lui è lui. Sì. Phantom team, he's headed to you. He's flying. Look out. Copy. Cut him off. Go. Come guida bene con quella roba davanti lui? Cioè, non... un po' troppo. Agenti super speciali, quindi... Get me alongside him! Due colpi, punto. Sì. Get him! 3rd Street. Send it to the alley. Copy that. Corner him. No, mo su cazzi. E invece aspetta. No, è una mossa molto speciale.
Ma come tutto l'inseguimento, tutta la cosa e poi ti sei perso alla fine così. Va bene, va bene. Allora, giusto due paroline perché io questa era la cosa che sapevo era presente in questo titolo, però giustamente non pensavo e non credevo a questo livello qua. Sapevo che era una parte recitata. Però cazzarola se si sono impegnati. Allora, per far capire pure a Pierluigi, noi abbiamo iniziato il gioco la volta scorsa. Siamo arrivati ad un certo punto dove la linea spazio-temporale è un attimino bloccata e sta avendo dei problemi. E in alcuni momenti di gioco, in base alle scelte che noi decidiamo di prendere, si sbloccano due ramificazioni. E alla fine di ogni episodio o della parte giocabile, in base alla scelta che abbiamo fatto c'è una semplice puntata di un serial TV dalla durata di 25 minuti che porta avanti un pochino la storia dando dei dettagli aggiuntivi, aggiungendo cose alla trama. E sinceramente è una figata sta cosa, era troppo avanti per i tempi, anche perché capisco che poi le persone hanno preso come obbligatoria forse il fatto di prevedere sta cosa qua e si rompevano i coglioni di stare 25 minuti a vedersi una scena. Però so gusti, va bene. A noi piace, ce la vediamo. Mi fa piacere ci sia Lance Reddick all'interno. Lance Reddick come? Che io ci tengo sempre a dire è stato un attore della Madocina, anche se mi ha commesso la cattiveria più grande di questo mondo. Uscito un paio di anni fa la serie riguardo Resident Evil e lui faceva Wesker. Dove in una puntata hanno avuto anche l'ardire di farlo scendere da una scalinata con il costume classico da Wesker e una parrucca bionda in testa. Quindi certe scene però Blade con la parrucca. Però vedi, noi andiamo oltre certe cose e ho apprezzato davvero come, per quanto ci sia stata una differenza sostanziale, lo spirito di Wesker c'era. E ci sono persone intelligenti come noi che guardano un attimino oltre e se ne fottono se le cose sono fatte bene, altrimenti affanculo e pensiamo ad altro. Allora, a questo punto penso dovremmo vedercele sempre comunque le puntate prima. Sì. Allora, bravissimo Christian, ottima scelta. Sì. Va bene. Christian, magari le tue scelte potranno essere ancora più importanti in futuro, chi lo sa. Giusto qualche tempo fa sentivo uno scienziato spiegare il perché il viaggio nel tempo, anche se fosse possibile, sarebbe quasi un fallimento. Perché è fatto dalla società attuale. Parliamo di quanto successo al bacino di carenaggio. Gli agenti della Monarch ti hanno portato dall'università fino al punto zero situato presso il cantiere navale. Non vi è ancora andata giù, eh? Eri immobilizzato, privo di sensi. Will! Liam Burke è venuto a prenderti, ma tu sei sparito. Come? Sono sonnambulo. Allontanati! Subito! Getta la pistola! Non posso farlo. Ok. OBS sta reggendo, il gioco sta andando. Sappiamo che Beth Wilder ti ha aiutato in qualche modo. Quindi saprete anche il resto? No, perché No, perché se ad esempio tu potessi tornare indietro nel tempo di 6 mesi non appariresti dove sei ora, ma nel mezzo del vuoto cosmico e moriresti pressoché subito. Se ci pensi la Terra 6 mesi fa era in una posizione diversa dall'orbita. Quindi si dovrebbero mettere in conto anche le coordinate spaziali di dove dovrebbe avvenire il tutto. Nulla sembrava reale. Speravo fosse solo un sogno. Allora, premi per le visioni, va bene. Allora, esaminiamo un po' di Beth cose. Wilder ha rischiato di farsi scoprire per salvarti. Sta andando Non mi benissimo sembra che tu live. le abbia restituito il favore. No.
Non l'ho fatto. No. Grazie per Godo. la pistola, coglione. No, poverino. Vedi, noi mo possiamo empatizzare meglio con il signor Burke. Capito? Là ha passato, c'è dei cazzo di qua. Menato in mezzo anche stavolta. Vengo a lavorare 10 minuti dopo inseguito da tutte le forze della società privata. Merda. La moglie a casa è incinta. Christian è vivo in tutto ciò? No, Christian c'è ancora. Christian, tutto bene? Attenzione, raccogli fonti di Cronon per migliorare i poteri di Come Jack. Cronon. Grodel. Io ci sono. Suga, Ok. Christian. Diari e potenziamento. Faccia due. Sì. Allora. Rilevamento minaccia incrementato. I nemici restano visibili più a lungo. Ah no, aspetta, prima questo. Impulso attivo. Quando usi la schivata e lo scatto temporale viene rilevata brevemente la posizione dei nemici. È già questo. Non male. Va benissimo così. Incrementa la resistenza del blocco temporale, consentendogli di assorbire più proiettili prima che si esaurisca. Gli fai ancora più male. Concentrazione incrementata. Questo. Cioè più rallentito dopo la schivata. Mica male. Ce ne sono ancora. Cura. Incrementa la velocità di recupero dei danni quando ti trovi all'interno dello scudo. Recupera un po' di energia a volo. Iniziamo a concentrarci un attimino sui danni. Mirando con LT subito. Ok, quindi dopo la schivata devi metterti in mira. Quindi Christian, complimenti per la scelta. Bravo, Christian. Hai scelto bene. Sei veramente un punto. Hai scelto bene. Ah, Christian, che cosa ti aspetta il futuro? Mamma mia. Mamma mia, Fra Christian. 13 anni. Fra 13 anni, assolutamente, quindi avrai tutto il tempo per Christian. pensarci. Ah, Christian, che bello. Che belle cose. Quindi a questo punto, se è stato fatto per il primo capitolo, sarà così pure per gli altri. Ci faccio qui. Sì. E a questo punto, finendo comunque tutto il gioco con un determinato percorso, abbiamo degli episodi da vederci. Quasi un'ora a questo punto di puntate, se saranno 4-5 capitoli al massimo. Sì. Abbiamo comunque altre puntate con cose completamente diverse all'interno. Tutti gli altri punti di vista. Solo Remedy poteva fare una cosa del genere. Diciamo che così mi ricordo un pochino Max Payne. Mettiamola così. Sì. È l'unica via. Fra 13 anni, esatto, Christian, io ti voglio far vivere tutta l'esperienza. Anche la Però ti ho dato, hai capito, qualcosina di su cui stare un pochettino più sereno. Tu poi hai la certezza che Alan Wake 2 c'è, è uscito, uscirà. Devi aspettare 13 anni perché è giusto. Però, cioè, tu hai la certezza, hai capito? Si spera che fra 13 anni sia uscito anche il 3. Così nel frattempo, capi, ci portiamo avanti con la storia, ci regoliamo un pochino con le cose. Allora, possiamo anche... I calcolatori permettono a Jack di manipolare la frequenza per gli enigmi ambientali. Ok, a posto. Ok. Allora, è vero che rispetto ad altri titoli Remedy, Capito? con i controlli sono un pochino... un po' più il tempo, il mondo è diventato... E non è un problema. le mie Però nuove non sto abilità capendo perché ce l'hanno sempre avuto tutti quanti sul cazzo sto titolo. Non sto riuscendo a capirlo, sinceramente. C'è un'altra entrata. Levando il nostro fattore wow per Alan Wake e tutti i suoi derivati, lo capisco pure, però cioè, non mi sembra tutto sto cazzo di disastro che era meglio da evitare a tutti i costi, sinceramente. Via, 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 corri, corri, corri. Sali sopra. Bravissimo. Allora. Qualcosa là dentro. Allora, vai. Opla. Dai, dai. Caccio una macchina da scrivere, dai. Niente. Ancora niente da Burke sulla posizione di Jack Joyce. Attenzione. Preparatemi un elicottero al bacino. Vado sull'isola. Vedere la faccia di Paul sullo schermo è stato come un brusco risveglio. Non potevo sfuggire agli eventi, a ciò che lui aveva fatto. Avevo bisogno di risposte.
Ma una parte di me avrebbe voluto sparargli prima che potesse aprire bocca. Dobbiamo inviare altre squadre alla ricerca di Joyce. Allora, cosa c'è Quel qua? grafico era il primo indizio. La Monarch aveva Controllo dei media, Amy Ferrero. Ok, vabbè. Così è aggiornato su tutto quello che è successo. A posto. Tutto quello che sarebbe successo successivamente, quindi lui comunque è aggiornato sui fatti. A posto. Risolto in 2 secondi. Fucilino d'assalto, perché no? La Monarch aveva comprato tutta l'area industriale per condurvi la sua operazione. Non sarebbe stato facile fuggire. Ok. Che sta Questo è il piano del perché stavano prendendo il possesso dell'università. Amy sarà la protagonista della campagna mediatica di Serin. Registrano una confessione. Abbiamo fatto pronti? saltare la biblioteca come diversiva. I media si aggrapperanno a quello. È lui! Sai che mo mi devo ricordare i pulsanti, però. Così le armi, ok. Ok, ci siamo. Aglia, da dove? Nemico avvistato! Andategli alle spalle! Ah, Attaccate il bersaglio! sì. Aggiriamolo! Non ci dà tregua! Eccolo qui! No, non ti posso dare tregua. Via. No. Oh no, da dove? Aspetta. Allora, aspetta, con questo si faceva la bolla. Sì. Con questo l'ha schivata. B era lo Ok. Questo ti recupera anche la Ok, adesso sì. Allora. Devo solo ricordarmi per cambiare l'arma. Meglio un mitra a questo punto. Sì. No, per abitudine con gli ultimi titoli sto usando sempre Y alla fine. Oramai mi viene un attimino in automatico. Allora, di qua cosa c'è? No, ok, fai un pochino di luce soltanto. Questa è un'arma. Ah, è solo un'arma? Sì, è un'arma. Ah, fanculo allora. Andiamo di qua. Ma poi non vorrei azzardare, no? Ma se noi in un'università ci siamo ritrovati delle cose su Alan Wake e mo che andiamo nel laboratorio super segreto sull'isola nascosta, L'ascensore sembra l'unica non la via vuoi vicina. qualcosina là dentro? Ci sarà pure un generatore qui intorno. Ok, allora dobbiamo andare direttamente qua. Niente corrente. E non c'è corrente. Figurati. Ok. All'ascensore manca la corrente. Seguiamo il cavo. Oh no. Ecco qui. Oh no. Che diavolo è? Pronto? Jack, sono Beth Wilder. Beth. Io Sì, La ragazza che sì. mio fratello stava cercando. sono la Però ragazza c'è il sole. di salvarti il culo prima che decidessi di fare un casino al deposito. Ascoltami. Sei nell'area di un'operazione di raccolta Cronon della Monarch. Il Pulserin si trova nel bacino di carenaggio lì vicino. Visto che non è proprio una bella situazione, che ne diresti se Bacino noi... di carenaggio. Se Paul è lì, allora è lì che sono diretto. No! Jack, la frattura è la nostra unica priorità. Il tempo sta per finire. Will ha detto che... Will è morto. E il mio migliore amico si è trasformato in un mostro.
Sapeva sarebbe successo e si era preparato. Paul è l'unico che può aiutarmi a capire. Devo trovarlo. Sappiamo entrambi che se trovassi Serin non gli daresti il tempo di rispondere. Pensaci bene. Datemelo 2 minuti davanti. Una domanda gli devo fare. Poi, in base alla sua risposta, io mi comporterò di conseguenza. Voglio. Poi sono i suoi che stanno sparando noi. Noi stiamo soltanto andando avanti. Non ci stiamo soltanto difendendo. Giusto, Cray? Cioè, noi stiamo agendo tranquillamente. Non stiamo facendo niente di male. Anzi, siamo anche stati raggirati da quello che credevamo il nostro migliore amico. Ha messo proprio... Non è una cosa bella. Allora, di qua... c'è un po' di energia mistica. D'accordo. Ok, possiamo fare un altro potenziamento. A questo punto direi, vista la situazione, ci mettiamo cura con lo scudo, così abbiamo un modo di recuperare l'energia velocemente e stiamo un pochino più tranquilli. Paul si trovava lì, nel bacino di carenaggio. Ricordavo quel posto. Era dove Will aveva avuto per anni un laboratorio. Non poteva essere una coincidenza. Ho fatto ciò che volevate, ok? Vi prego, lasciatemi andare. Sei stata brava, Amy. La trasmissione è andata in onda, ma Etch vuole una seconda confessione. Hai il copione? Sì, questa è più... Io il copione adesso. Una cosa del tipo, vorrei non averlo mai fatto. Dave ti darà le battute. Dave. Vi chiamate per nome. Non mi lascerete andare, vero? Luca. Oh, sparita la chat. Capisco perché ogni tanto si chiude. Allora, Gianmarco, la cosa è una soltanto, è la costante. Le storie, quelle belle, devono avere una loro costanza. Ho aggiustato OBS, è impossibile vada male. Qualcos'altro si deve rompere. In questo caso la chat. È così semplice, guarda, è proprio elementare come cosa. Allora. Jack Joyce. Salve. La manifestante, che cosa... Mi spiace davvero. Non volevo farlo, ma mi hanno costretta. Costretta a fare cosa? Cos'è questo posto? Abbiamo Mi letto hanno la bacheca, obbligato ma a allora ne hai letto rilasciare niente, una falsa scusami. confessione per il telegiornale, credo. Mi dispiace, Jack. Erano armati. Ehi, qualunque cosa tu abbia fatto, non hai colpe. Tu non c'entri nulla. Mi basta sapere che stai bene. Senti, devo raggiungere il bacino di carenaggio. Sai la strada? No, non saprei. Ma venendo qui siamo passati per una stazione di sorveglianza. Forse da lì posso aiutarti a trovarlo. Sono in debito. Aspetta, non te ne andare, aspetta. C'è la domanda più importante di tutte, quella più importante in assoluto. Chi scriveva a scuola su quella lavagna? Chi ha scritto quelle cose? Sì, ok. Dammi questa risposta, questa è più importante. Sapevo che la Monarch Niente. fosse pulita, ma questo... Controllano tutti i media a ogni livello. Qui qualcuno sa cose e non ce le vuole dire, Giamma, secondo me. È troppo grossa. Lo faranno, fidati. Allora, entriamo qua. Chiuso. I comandi del cancello non possono essere lontani. Primo pulsante. Sì. Ehi, funziona. Però aspetta, fermati. Fermati, non fare casino, aspetta. Non è un problema. Qua non c'è niente. Di qua non si va.
Vediamo un attimo. Qua dentro c'è però. Allora, qua dentro c'è, quindi se il gioco non esplode. No, volevo seguire i cavi, ma non è possibile. Allora, vediamo da dentro. No. Non mi muovo finché non sarai da questa parte del cancello. Aspetta. Da qua. Almeno così vediamo un attimino meglio. Fare un saltino direttamente di là? No, mi sembra giusto. La manina ce la potevi mettere però, eh. No. Riesco a capire da dove si potrebbe entrare. Aspetta, magari comunque si può fare da fuori. Ma allora. Quindi ti devo bloccare. Oh mio Dio! Tu sei uguale a loro. Loro chi? Li ho visti mentre entravo. Dei soldati corazzati che svaniscono e riappaiono. Ok. Un problema questi qua. Un'altra buona notizia. Quando li ho visti pensavo di essere impazzita. Sei coinvolto anche tu. Voglio sapere che sta succedendo. Vuoi davvero scoperchiare questo vaso? Hai infranto le leggi della fisica. Sa perché ci sono proprio queste lettere qui, eh? Va bene. D'accordo, mio fratello ha provato a spiegare. No, va bene, va bene. Il tempo è come un uovo, che ora è spappolato. Un uovo del tempo, siamo chiusi fuori. Forse puoi arrivare alla finestra aperta al primo piano. Sì, dovrei farcela. Tu aspetta qui. A noi che cazzo ce ne frega di salvare il mondo, il tempo, eccetera, eccetera. A noi interessa. Fuori una storia fuori di testa. Groda. Allora, però aspetta. Di qua si può salire sopra. Ma tutti qui obbediscono a un tizio chiamato Pulse, che sembra abbia... Aspetta un attimo che c'è un potenziamento da prendere, aspetta. Andiamo di qua. Ok, adesso sì. Lo possiamo lasciare qua. Anche perché a questo punto noi possiamo anche metterci un altro potenziamento e ci mettiamo... Ah, questo costa 4 punti. Capo di cazzo. Allora, resistenza incrementata. Sì, anche perché secondo me a breve inizieranno ad uscire quelli corazzati che si spostano nel tempo. Potrebbero essere un attimino un problema, Ma allora possiamo tornare indietro. Quanti anni aveva al tempo? 14. A meno che non fosse... Donzella, io non ti sentivo da laggiù, quindi hai parlato a vuoti, ti sto avvisando, Quindi Paul ha fondato la Monarch. Come cazzo ha fatto a capire tutto il discorso che stava da tutt'altro lato lui? Vabbè. Devo arrivare alla No, finestra aperta. vabbè. Quindi dal... di qua... La finestra è molto in alto, Ok, no problem. Già c'è qualche altro bonus di qua. Andiamo qui. Jack, che pensi della finestra? Aspetta che c'ho un attimo di problemi, fermati.
posso rialzare? È un altro di quei riavvolgitori? Vai. Inizio a prenderci la mano. A posto. Fatto. Ora pensiamo a quella porta. Qui non c'è nient'altro. Qui si glitcha un pochino. Finalmente. Ottimo lavoro. Ma voglio rimediare. Ne abbiamo Userò corso il per terminale 3 per ore. scoprire cosa Finalmente sta ho architettando. capito, però siamo un pochino più calmi, La prossima volta te lo fai da sola. Cazzaro. Allora, dici qualcosa, dai, Radio. Il signor Serin sta arrivando. Ehi, Clarice, sei tu? Qui è il comando Alfa. Charlie, ti ho detto di non usare i canali operativi. Sì, Clarice, ascolta, Edge mi ha chiesto di cercare Joyce. Ho un video in cui Liam Burke stende una guardia in A1. Un furgone della Monarch ha le portiere spalancate e dalle telecamere in A3 posso Lo so. vedere diverse guardie che dormono sul lavoro. Non avevi altra scelta. O forse no. Ci siamo capiti? Mi stai seguendo? Joyce. Il nostro amico sta per franare su un castello di sabbia che vale oro. Amy, non ti sento, stai parlando da sola, aspetta. Dai un'occhiata alla mappa, Jack. Ok, grazie. Il punto 0. Il laboratorio di mio fratello si trovava in quella zona. Forse dovrò passare da lì per arrivare a Paul. Paul Serin. È per questo che vai al bacino di carenaggio? Abbiamo un conto in sospeso. Ti consiglio di aspettare qui. Sì, forse hai ragione. Ti apro la porta. Ok, ma restiamo in contatto. Trova una radio, sarò sul canale 3. E stai attenta. Certo, anche tu. Allora, l'unico problema che sto trovando col gioco è il posizionamento dell'audio in base al giocatore. Quello dà un po' fastidio. Crea un pochino di problemi perché non è fatto al meglio. Ancora nessuna notizia di Joyce. Ah, ragazzi, Ho salve. sentito che suo fratello strillava come Salve una a tutti, puttana quando è morto. No, Ti giuro non che si il dice. prossimo sarà lui. Figlia di... Esplosione temporale. Strillato C'ho la abbastanza. bomba temporale, Gianmarco, ma tu che stai dicendo? Imprevedibili. Che scevano di colpo e senza preavviso. Credo sia Joyce. Comando, procediamo. Alzare subito il bersaglio. Jack, ho trovato una radio. Tutto bene? Vado alla grande. La Monarch ha attivato le radio, hanno sentito un rumore e sanno che stai arrivando. Occhio. Grazie Non è dell'avviso. colpa mia. Punto di qua non c'è nient'altro. Se trovo qualcosa che setta le cutscene a 60. Oh cazzo, è quello grosso. No, no, è Ciccio Grosso. Ciccio Greco. No, Ciccio Greco, dai. No, no, fermati. Ma tu sei bello e caro, aspetta. Fermati. Ok, e Ciccio Greco non c'è più. Proviamo sui fianchi. Attacco! Mi ha preso. Puoi scappare. Attenzione. È il ragazzo dell'università. Nemico avvistato! Gli occhi.
sei? Oh, Smolderone, buonasera. Aspetta che c'è un attimo un po' di persone un pochino birichine, eh? Tutto bene? La bolla esplosiva del tempo super più non me l'aspettavo. Bolla esplosiva del tempo super Sì, sì, sì. Oh. Fermate, fermate. Dove sei uscito tu? Ma tu sei proprio, guarda, di quelli cattivi. Ok, no. Dopo era morto, tacci tuo. È finita. No, no. No, lui molto cattivo. Sempre più dentro metafor. Bravo Smolder. Io sto riuscendo a tornarci a giocare, sto grattando di nuovo anche io. Ed è sempre una soddisfazione ogni volta. Quindi la domanda è: quando esce il secondo? Domanda. Che a questo punto... Grandioso. Ciliere in avanzamento verso il nemico. Guarda, non siamo mai morti dall'inizio del gioco. Contro chi moriamo? Ciccio Vuoi Greco. risolvere la parola? Vedi, la lore si ripete, è ciclica. Ciccio Greco, muori. No, sei sono nel gioco, questo qui, non Ciccio Greco, il nostro amico a cui vogliamo tanto bene, anche se ci costa sempre. Sì. Allora. E la prima non è andata bene. La seconda non è andata bene. La terza sarà quella buona. Nemico avvistato! Grandioso. Ciliere in avanzamento verso il nemico. Pezzo di merda. Vuoi risolvere la parole? È il bastardo dell'università. Ma che diavolo? Allora. Al fianco! No, per piacere. Mancano solo gli altri sopra e c'è quello grosso a cui prestare attenzione. Allora. Allora aspetta, mo appare Pippo da qua. Ci mettiamo di qua e lo aspettiamo a braccia aperte. Vai Cree, non ti preoccupare, tanto comunque penso ci sia un'altra scena un pochino più d'azione al momento. No, troppo tardi. Dai, vieni. Vieni qui vicino, vieni qui vicino. Dai, dai, vieni qui. Bravo, bravissimo. È stato molto bravo. Non ci credo. Non c'è meno male. Ok. Oh, è andato giù. Deo grazia. Deo grazia. È andato giù. Ok, i potenziamenti sono molto più importanti del previsto. Bene. No. Vieni qua. Sì, sì, butta la bomba. Grazie della opportunità. Oh.
Una per tutti? Devo Tutto a posto? Allora, andiamo a prendere fucile d'assalto perché comunque siamo messi un po' una cattina. E a sto punto andiamo di qua. Meglio muoversi. Ragazzi, non sparate sempre, perché siete così aggressivi? No, di qua qualcosa là dietro comunque, quindi di qua si potrebbe passare. Elimina i nemici presenti nell'area. Ah, aspetta, c'è un Giovanni là dietro, aspetta. Per questo non riusciamo ad andare avanti. Guardalo là, che non si muove da lì, non si muove proprio. Ah. Aspetta. Ecco, vieni qua. Oh, ecco qua. Grazie al cielo. Stessa cosa che diciamo anche noi. Sì. Hai qualche idea su dove andare? Prima del tuo salutino, la squadra del bastione parlava di misure di sicurezza per bloccare una porta. Cioè, vedi un cretino quanti problemi ti crea, porcaccia la miseria. Allora, guarda, non c'è problema. Noi in tutte queste situazioni qua seguiamo i cavi. Allora, il cavo non è tanto in risalto, quindi non penso che lo possiamo seguire. Seguiamo il cavo grosso. Facciamo un giro. Ok, abbiamo riavviato il tempo. Joyce, Una la radio. squadra del bastione non l'avete ancora preso. Ma per cosa diavolo vi pagano? Charlie, dimmi soltanto dov'è. Manca un per piacere. Charlie, Magazzino B4. Fate in fretta. deposito 1. Sentito? Muovetevi. Ci muoviamo. Allora, aspettate un attimo. Ah, ok. Vedo dopo con calma allora. Allora, c'è uno scambio di email, attenzione. Che il suo pupillo. Visto grafici, ok. Ah, lui comunque ha capito e ha contattato il suo superiore dicendo: guardate, loro non sanno tutti del piano della linea temporale falsata, eccetera, eccetera, che quello viene da 20 anni nel futuro, eccetera. Però lui stava iniziando a sospettare che per la compagnia, per la Monarch, effettivamente ci fosse qualcosa di semplice sotto. Però non te l'aspetteresti che il tuo capo in realtà è un viaggiatore del tempo, eccetera, eccetera. Però per tanti che dicono c'ho il sospetto di qualcosa che non va e poi sono cazzate, questo diciamo che era sulla strada giusta, mettiamola così. Quindi possiamo salire qui? No. Possiamo salire qui? No. Ah, posso attivare l'interruttore qui. Oh, Jack, vengono verso di te. Ancora, ragazzi, ma abbiamo giocato fino ad ora. Che volete? Via, venite qua. Allora, il primo che si nasconde stacco la live, poi ve lo vedete voi con Cristo. No, aglia. Perché il tempo si è bloccato più a lungo? Allora, ognuno deve fare la sua parte.
Un po' per uno e... Oh, aspetta, un po' per uno e mi becco una bomba. Allora. Oh no, ciccio grosso. Ci credo. Senza sosta. Cacchio. Brutto esempio, brutta caduta. Ecco, sì. Bravo, non ti muovere da lì. Bravissimo. Ok, un altro se n'è andato. Il grosso voglio sperare che sia morto. Aglia. C'è qualcun altro che sta bloccando il tempo, aspetta. Aspetta un attimo. No, ok, loro sono normali. No, problema. Mi ha sparato. Che si è bloccato definitivamente il tempo? Ok. E noi naturalmente ce ne sbattiamo i coglioni. Jack, Atto 2 parte 2.0. ho fatto delle ricerche. L'operazione Cronon ruota attorno a una specie di carburante che serve ad alimentare un dispositivo chiamato RC. Ne sai niente? Sì. No, che cos'è? E cazzo se ti fai un bel regalo. Sembra che sia il fulcro di tutte le attività della Monarch. Il furto all'università, questa operazione, in qualche modo è tutto collegato all'RC. Cosa diavolo hai in mente, Paul? Dai, tu basta che ci dai una macchina da scrivere, a noi ci fai sempre contenti. Almeno una volta a puntata, qualcosina così. Il grafito è stato bellissimo, bello, lo apprezziamo, però... Coraggio. C'ho persone che sono affamate qua di conoscenza, vogliono vedere cose. Magari forse nel laboratorio, qualcosina. Anche qualcosa di contro lei, non ci dispiacerebbe. A breve i livelli di Cronon si ridurranno fino a rendere il punto zero totalmente inutile. Sottolineo questo, perché voglio che gli elementi chiave siano chiari a tutti, prima di procedere. Salve. Fuggi i contenitori di Cronon accumulando proiettili fino a creare una stasi temporanea. La Monarch ha compiuto enormi progressi tecnologici nel campo delle particelle di Myers-Joyce. Meglio note Sofia come Amaral, particelle di Cronon. l'esperta di Cronon della Monarch. Strane anomalie temporali Ha studiato sono gli state stessi riscontrate fenomeni che in un'area interessavano Will. estrema che è stata denominata punto zero. Ok. Situata nella zona industriale Una scienziata avversaria, vabbè. ha portato a dense emissioni di particelle di Cronon, creando le condizioni perfette per l'estrazione. No, che aprire il fuoco? Che vuoi aprire il fuoco? Stai fermo. Tutta la tecnologia al Cronon della Monarch si fonda in particolare il regolatore di Cronon, ORC, ovvero l'unico dispositivo che si trova a stabilizzazione confermata, è Joyce! di nuove sezioni di questa particella. Quando sarà il momento, l'intera flotta di contenitori di Cronon verrà Guarda, ci siamo tolti Ciccio Greco dal mezzo. Cazzo. il personale autorizzato può entrare in contatto con le anomalie temporali diventano più frequenti man mano che ci si avvicina. So il grilletto sinistro che ogni tanto non si rilascia subito, quindi per questo resta un pochino in mira. Facciamo il giro! Quest'area è stata denominata zona Mi avvicino! un luogo in cui il tempo non scorre, No. ma oscilla senza base. Non ha fatto ritorno. Non puoi scappare,
Joyce! La fattura si verificherà. Fermi, ragazzi. Zero caleranno gradualmente fino a Casserola. superare le anomalie piccole. Dell'università! Granata! Il recupero delle particelle necessarie. Ora termini il suo ciclo. Per maggiori informazioni. Qua. Riesco a salire qua? No. Aspettate ragazzi, vengo pure da voi, aspettate, fermi. Ricarico! Fuoco di soppressione! Allora, ragazzi. Puttana tesoro. No, 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 no! Devo trovare il modo di uscire. E fino a qua c'eravamo arrivati anche noi. I nemici sono tutti deceduti. C'è un computerino qui. Devo provare i piani superiori. Ok, giustamente tutto il piano era già organizzato, visto che già si sapeva quello che sarebbe poi accaduto. E poi un po' lo stesso concept di Alan Wake, che sulle pagine era scritto quello che sarebbe accaduto. Allora, noi per andarcene da qui dobbiamo prenderci almeno un mitra. Non è che siamo messi tanto bene, però va bene anche così. Allora, no, sarà dall'altro lato allora. Mica lo devo aprire in qualche modo, no? È un pochino glitchata la zona, non è che si veda proprio al massimo. Allora, andiamo a fare così. Però non li posso rialzare. Invece sì. Come sopra? Wow. Niente male come ascensore. Ok. Jack, ho trovato alcuni file su una festa di gala organizzata dalla Monarch stasera. Stasera? Dopo tutto quello che è successo? Ha qualcosa a che vedere con i loro piani futuri. Serin terrà un discorso e la lista degli invitati include pezzi grossi di ogni genere. Vertici della Monarch, scienziati e perfino il sindaco di Riverport. Ma la domanda è, perché ora? In che senso non sono impressionato? Ma voglio scoprirlo. No, io sono neutrale con gli eventi. Anche se si bugga il tutto e sembra una discoteca all'improvviso. Va bene. Va bene. Allora, mo qua ne dovremmo fare pure un altro d'ascensore. Intanto scendiamo di qua. Ok, mi sto avvicinando, Credo c'era anche qualche altro segreto, ma c'è un po' qualche l'oscurità. Lì dentro c'è lui. Lì dentro è tutto buio, credo. C'è un po' di problema con le luci, non capisco il motivo, però va bene. Ok. Va bene. Va bene. Sono dettagli che comunque sono importanti. Ciao, ciao. Ok, Come non vale, scusami. Scusami un attimo. Per quale motivo? Gli uomini di Paul avevano preso la valigetta dall'auto di Will e il contenuto era sul tavolo.
Allora. Will aveva detto che gli serviva qualcosa nella sua valigetta per fermare la frattura, ma dentro c'erano solo alcune registrazioni e una chiave della piscina di Bradbury. Non erano gli indizi più chiari del mondo. Jack, sono Beth. Gli uomini della Monarch hanno messo le mani su un video in cui la tua amica spulcia tra i loro file segretati. Pessima mossa, direi. Amy, devo tornare a prenderla. No, penso io a lei. Tu dove sei? Sono quasi da Paul, al bacino. Serin non è la priorità. Ti tirerò fuori da lì. Ci vediamo al bacino di carenaggio. Usa il canale 1 della Monarch per anticipare le loro mosse. E Jack, non fare niente di stupido. Grazie per la fiducia. Ma potremmo mai fare qualcosa di stupido con i poteri temporali illimitati e superpotenti? Ma quando mai? Ok. Quindi c'è qualcuno che prova a scrivere un'opera, va bene. Allora, noi scendiamo, vediamo se troviamo qualcosa di... Va tutto bene? Oh, merda. Ok, c'è proprio tutta la storia, tutta la sceneggiatura. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Scendo piano perché potrebbe nascondersi qualcosina. Ok. Oh no, fine del primo atto. Oh cazzo. Minchia, davvero si sono messi tutta la sceneggiatura in 2 o 3 file e l'hanno messa... No. Allora, gli eventi dell'università hanno segnato una battuta d'arresto, ma possiamo sfruttare queste complicazioni a nostro vantaggio. Ok. Allora, a questo punto noi andiamo di qua. Si luci un pochino. Cagano il cazzo. Salve. Ma posso fare qualcosa per le luci? Perché sta un attimino esagerando. Allora. Togli i riflessi. Facciamo effetti elevati. No. 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 Allora. No. Non gli fa un emerito ciufolo, quindi mettiamola ridotta, almeno risparmiamo un pochino di potenza. Ragazzi, diciamo che siamo in discoteca stasera. Che vogliamo fare? La cosa che però mi dispiace è che, non so se è un problema mio, ma non credo. Però minchia, se è un problema dei driver video o quant'altro, da anni non è stato aggiustato, non so. Penso che dobbiamo andare di qua, solo che davvero non sto riuscendo a capire il come. Penso che dobbiamo salire qui sopra. No, dai, sali qui sopra, dai. Dai che ce la fai, sei salito su cose più basse. Sei un menzognero, sei. Niente? No. Aspetta, però è vero. Aspetta un attimo. Deve esserci un altro modo per passare da qui. C'è questo. Ok, a posto.
Diamine! Perché non si vedeva bene. Comando, abbiamo sentito un'esplosione Mortacci tuo. Allora. Già, chissà chi può essere stato. Charlie fuori dai piedi. Squadra assalto in posizione di difesa intorno al punto 0. Roger. Ok. Aspetta, non fare bordello, aspetta. Dai. Dai che ce la facciamo, dai. Ho riconosciuto il laboratorio di Will non appena ho visto quell'insegna. L'area che chiamiamo... Allora, blocco temporale. Per questo le luci Era sono chiaro che così. l'operazione della Monarch ruotava attorno al laboratorio. Volevo scoprire cosa ci fosse dietro. E sembrava l'unica via per il personaggio e Serena. No. Ragazzi. Dai. A girare il bersaglio! Oh, merda! Mi serve... Ok, quello grosso dov'è? Qua. Sono finiti. Ok. No, ragazzi. Merda, merda, ciccio grosso. Ciccio grosso, non lo fare. Almeno uno. Avanziamo! Bastardo dell'università! Calma. Assalto 1, rileviamo segnali della comparsa di Nastasi. Attenzione, dovete fermare Joyce prima che si verifichi la stasi. Ancora verde compromessa. Mercat in arrivo con C'è altri qualcuno che rinforzi. ci sta dando una mano. Serve copertura! È il bastardo dell'università! Mercat in arrivo. Ingresso bloccato. No. No, ragazzi, dai. Poi si blocca il tempo e vinco e non è colpa mia. No, dammi. Non è colpa mia. Non è colpa di nessuno. Che cazzo? Oh no, eccole qua. Oh no. Oh no, cazzarola. Paul aveva creato una tecnologia che rendeva i suoi uomini immuni alle stasi. Sapeva che la frattura sarebbe apparsa. Era pronta, ma non ha mai provato a impedirla. Oh no, no. Sì, 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 sì. Esattamente, sì, frega cazzi. Giustamente non muoiono del tutto perché comunque rientrano nella timeline dove il tempo sta andando avanti. Sì. Kennedy, ti odio perché sono un palo nel culo. Però minchia. Perché ti spawnano dietro, quindi... Ragazzi, non c'ho colpi. Ragazzi, non c'ho colpi. Dove? Calmi. No, quello era... Oh.
non lo tiene l'asso, se ne frega lui. Dove è andato a finire? Eccolo, eccolo qua. Non c'è più. Will non ti ha mai detto del suo progetto nel laboratorio al punto zero? No, mai. Mi aveva escluso da quella parte della sua vita. Non ero preparato alle follie che mi aspettavano là dentro. E quello era solo il preludio dei terribili eventi che sarebbero capitati in quel luogo. Accesso vietato. Ma deve essere un consiglio più che una regola. Che cazzo ci troviamo mo qua dentro? Tu dacci solo un po' di scritture, così, una cosa piacevole. Ci dai un po' di quella, noi a fine puntata, bella. Ah! Cosa diavolo? Che è questa roba? C'è un problema. Siamo andati avanti o indietro nel tempo adesso? Che è questa roba? Oh no, cazzarola. È già successo. Ma che cazzo? Oh cazzo, stiamo saltando tutto e sta cambiando tutto in tempo reale. Capite cazzo? Ho espressamente richiesto niobio titanio rivestito di... Ha una luce davanti agli occhi. No. I capannoni sono il male. Questa è la notizia principale, sì. Cazzo, stava Non ci sono fatto qua parole per dentro. descriverlo. Will era sparito, ma... era tutto intorno a me. La vita segreta di cui non mi aveva mai parlato. Quello da cui aveva cercato di proteggermi. Era ovunque. Un mosaico intrappolato nel tempo. Tutti pensavano che stesse gettando al vento i suoi finanziamenti e la sua carriera per l'ossessione di un esperimento fallito. È stato lui a farcelo credere. Ma quello che ha costruito non è stato un fallimento. Funziona. Minchia, tanto di cappello. Mi servono assegni per un altro anno. Non potete farmi questo. Sto costruendo la macchina del tempo. Mi date altri soldi? Guardate, giusto un altro po'. Ce la faccio. È bella chiedere i soldi senza portare risultati. Questa... Allora. Oh, aspetta. Allora, vediamo un po'. La contromisura. Ti prego, fa che funzioni. Will. Sparito. Paul. Vieni con me. Possiamo sopravvivere. Ah, no! Tu sei l'unica ad aver non visto farlo. quello che ho visto. Non farlo, no! Consegnami il dispositivo. E se ti sbagliassi? Ok, cosa abbiamo visto adesso? Sapevo che lì qualcosa era andato storto. Ma era tutto troppo confuso. Indecifrabile. Ma sta andando avanti il tempo così. Va benissimo. Ok, ed è sparito. Va bene. Allora, andiamo di qua se c'è qualcosa. Nothing. Ok. È stato Possiamo andare devastante. avanti? Quel che ho visto nel laboratorio rendeva più dolorosa ogni domanda senza risposta. Gli eventi all'università erano parte di qualcosa di molto più grande. Qualcosa che era iniziato 17 anni prima.
Ok, il bacino di carenaggio. Non ti fermare, ci sei quasi. Devo trovare Paul. Va bene, insomma, fategli il culo, diceva Charlie. Allora, giù ci sono un paio di amichetti. C'è anche un po' di discoteca. Ok. Salve. Fuoco diretto! C'era qualcosa che non andava in Paul. La sindrome da Cronon. Possedeva i poteri da molto più tempo di me, ma era quella la causa? Ero malato anch'io o si trattava di viaggi nel tempo? Non lo sapevo. Viaggi del tempo fanno vedere tutto viola. Giustificarlo. Apriti. Anche un po' verde. Ma ne esame della vista, non ho capito. Dai. Sì. Jack, devi capire che è stato Will a costringermi. Che diavolo ti è successo? È inutile combattere. Tu l'hai ucciso! Ti spiegherò tutto a suo tempo. Vediamoci stasera al Galà della Monarch. Il galà. Il tempo sta per finire e tu dai una cazzo di festa. I miei piani vanno oltre la Perché aspettare? Io non verrò mai alla tua... Verrai. L'ho già visto accadere. Cosa hai visto? Che storia è questa? Arrivederci, Jack. No! Lui giustamente non sa quel dettaglio che noi già conosciamo. Allora, qui valutazione psicologica. Tanto abbiamo visto Burke di cosa è capace ed è abbastanza motivato. Poi famossi all'ultimo secondo con l'auto che non si capisce a che cosa servivano e poi oh cazzo mi arrendo. No. Allora classico stile da attivista, no, per piacere, cerchiamo di evitare. Allora tante munizioni. Signore. Paul. Fermo! Torna subito indietro, cazzo! No. Parlaci un attimo. No, problema. Nave che cade, grosso problema. Tu blocchi il tempo ma hai anche molto culo, Ok. Ce la fai? Ok. Stava a caricare. Porca puttana. No, la stessa cosa che abbiamo detto anche noi. Forza. Quindi qua non posso scendere. Che lo devo aggiustare da fuori. Concentrati. Vai Jack, vai. Vai Jack, tranquillo. Adesso corri. No. È che questa si chiama pure un pochino sfiga, però ma ha toccato al pixel. Allora facciamo. Ok. Vai qua. Concentrati, mi raccomando. Una volta che si è concentrato, andiamo piano, con calma. Ok. Ah, sei anche a tempo. Benissimo. Le stasi erano sempre più intense. Oscillavano senza preavviso. Ma allora non sapevo che la situazione sarebbe peggiorata.
Ma sappiamo che lo fece. No. Doveva far male. Capito? Dammi un attimo un secondo in più. Quindi ogni volta dall'inizio. Oh no. Oh no. No. Allora. Vabbè, piano piano vediamo di farcela. Allora. Te tanto ti abbiamo capito. Facciamo caricare un pochino lo slancio nel frattempo. Oscillavano senza preavviso. Ma allora non sapevo che la situazione sarebbe peggiorata. Ma sappiamo che lo fece. Doveva far male. Vediamo un attimo ogni quanto vai. Basta trovare semplicemente il giusto tempismo. Che io cerco anche di migliorare facendo lo slancio in avanti, ma sto continuando a premere e adesso giustamente me lo fa. Giustissimo. Ok. Giusto. Concentrati. Allora. Questa è la parte comica della serata. Quindi tutto a posto. Allora. No, è un pochettino problematica e ogni volta che perdi ricominci dall'inizio, quindi... Ok. Che a volte non mi fa lo slancio in avanti. Erano sempre più intense. Anche Jack. Oscillavano senza preavviso. Ma allora... Perché io premo. Il problema è qua al momento. Ma sappiamo che lo fece. No, grazie. No, grazie. Allora, e qua siamo riusciti a passare. Penso dobbiamo salire di qua. No, no, niente. No, vado di qua allora. Certo che sì. Poi vado di qua. No, in realtà un pochino lo gradisco, dai. Dai. Capito? Dico no, non va bene. Dico sì e non va bene, perdonami. Devi dire Throttle. Ha avuto un po' di problemi con gli indumenti, Jack. Jack. No, c'è stata... Un attimo la maglietta che si è un pochettino glitchata. Devo andarmene da qui, merda. Ecco. Giubbotto coi poteri, va bene. Devo andarmene da qui, merda. No, dobbiamo cambiare livello perché qua, guarda, zona atto, capitolo, chiamala come vuoi tu, però tante cose particolari stasera. Non sono stato io. Non sono stato io. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Ci è mancato poco, Jack. Perché io poi posso scendere di qua. No. Almeno possiamo risalire, quindi posso andare di qua. Questo posto è un labirinto. Lo stavamo iniziando un attimino a pensare pure noi, sai? Allora, vediamo se c'è qualche punto da spostare. No. Quindi si va di qua. Dai, non è che per la cassa mo mi cadi giù. Dai, allora. Jack. Dai. Cioè, non mi sali sulla cassa? JJ, ok. dai. No, da frontale non gli piaceva. Non mi piaceva. No, non gli piaceva proprio. Aveva detto proprio brodolone. Sì, sì. Ok, andiamo. Anche lui è felice che ce l'abbiamo fatta. Dai, sì. No, non di nuovo, non di nuovo, non di nuovo. No, no, no. Ma perché siamo sul Titanic all'improvviso? Che succede? Sì, 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 sì. Allora. Oh no, pure Pippi Baudi, no, per piacere. No. Ma perché? Ok, ci siamo. Io voglio pensare o un problema o a un altro, tutte e due insieme, no, no. Troppe complicazioni. Devo muovermi. Anche perché il tempo che perdiamo con loro è tutto tempo che togliamo alla venuta di Alan Wake 2, quindi... Cioè, capi? Ma comunque c'hai 13 anni davanti, Grazie dell'avvertimento. Però sono 13 anni meno un giorno. Già è una cosa, capi? Possiamo pure rimanere 13 anni qui, però hai capito, ad un certo punto, una volta finito, una volta visto tutto... Questo perché viene da dietro così? Aglia.
Dove cazzarola state sparando? Cazzo. Che gli ricordi quel numero? No, guarda che Sì. Allora, le cose vanno apprese per quello che sono. Noi ti vogliamo far vivere tutta l'esperienza, così te la godi meglio, fidati. Perché sono 13 anni? Christian. Christian. Cosa saranno mai? Vedi ancora, vedete Cristiano. Tanto voi... Oh! Allora... Penso che tu sia morto. Allora... Dov'è l'altro? Eccoti là. Ah, siete in due. Ok. No, 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 togliti da qua che questo scoppia. Ok. Finiti? Grazie, Beth gentilissimo. stava cercando di raggiungermi. Mi aspettavo di trovarla immobilizzata vicino al bacino di carenaggio. Di una settimana. Che è successo, Cree? No, non sto capendo. Che ti dispiace dopo? Non ho capito. Vedi il futuro e già sai che sarà un dispiacere. Aspetta, che... Christian, guarda. Ma tu sei un ragazzo pazzo. Christian, che è successo? Dopo, vabbè, aspettiamo dopo. Ci fidiamo di Christian. Cosa esce dopo? In realtà non siete mai stati in live tutto questo tempo. Io ho solamente detto di sì, non ho mai visto un cazzo. Ah, no, sarebbe anche un bellissimo colpo di scena, non... No, vabbè, ma sarebbe alquanto innegabile come cosa. Non penso che il meme della cosa varrebbe tutta la forma. Stavolta è meglio non fidarsi di me. Ecco, vabbè. Christian, 14 anni, aumentiamo? Christian, tu ricorda che il coltello dal lato del manico ce l'abbiamo noi, quindi ora non vogliamo fare abuso di potere, però attenzione a quello che dici, attenzione. Vogliamo aumentare a 15? Mi dispiace, ma prendo il furgone e... Questo è per non avermi ascoltato. Allora, Vuoi riuscire Allora, a fermare la fine del tempo? cugina di Jessie. E Aspetta un comunque attimo. grazie per la sorpresina qui dietro. Jessica. Mi sento Jessica un cazzo di Beth. babysitter. Babysitter? Mi prendi in giro? Ho trovato molte informazioni in quel computer. Stronza. Guido, scelgo la musica. Noi ci fidiamo di te, sempre. Che mi ero caricato la puntata più 25 minuti per vedere l'episodio. A questo punto riusciamo a farci anche 25 minuti dell'episodio successivo, se ce lo dà. Solo che, Però poi la prossima volta non vediamo la puntata all'inizio. come preferite voi, vederla poco prima dell'inizio o vedercela alla Se fine? ci teniamo così, dobbiamo fare sempre puntata a gioco. Quindi, pure se finiamo l'atto, la puntata dell'atto che sblocchiamo la dobbiamo vedere la volta dopo. Perché siamo qua. Allora, scegliamo semplicemente puntata a gioco, gioco puntata. Per me è la stessa come volete fare voi. Sempre in mano a Christian, scegli tu. Va bene, ci sto. Ma dentro ho Quindi trovato va solo una bene, chiave con scritto puntata, piscina Bradbury. gioco, come vuoi fare? L'unica pista. Per capire. Deve essere questa. Quindi saltiamo e non avviamo È la... rimasto chiuso per anni. Il posto ideale per nascondere quel che non vuoi si trovi. Ok. Di nuovo con la Ok. puntata. Ah. Secondo me ci sta meglio. Onestamente. Ah sì, anche perché mo se abbiamo la scelta abbiamo un po' di tempo per parlare e scegliere tranquillamente cosa vederci poi la volta dopo. Mi piace così. Ha costruito l'unica cosa che ferma la frattura. No, So va che benissimo. dobbiamo trovarla e che la Monarch vuole impedircelo. Ma indossi la loro uniforme. Arrivato adesso. Mi stanno quindi- bene i pantaloni. Vabbè, meno Già, Grazie, e anche che lo bello, stipendio che uomo. ti sta bene. Mi serviva una copertura per indagare. Tu hai scoperto tutto da qualche ora. Io ho passato quasi tutta la vita a prepararmi. Quindi non sapevi che appartenesse a William? C'era molto che non sapevo su Will. Ok, un'altra zona non è finita ancora. Dobbiamo trovare la contromisura. Ok, di va tutto. bene. Non c'è la puntata. No, perché ancora l'atto 2 è la terza parte. Allora, noi in altri 20 minuti a questo Guarda, punto piacere tuo, ce li sì. facciamo.
La chiave di Will. Questo Forse è funziona qui. altro gioco per te. Ti chiudo buono. La chiave non va. Di nuovo. La chiave non va bene. Ok. Fruttolo. Però un'altra entrata. Merenda al latte da con le casa della macchie. madama. Va bene. Dai, abbiamo capito. Salve. C'è un altro po'. Ti avevo appena ringraziato per avermi mandato l'indirizzo, gentilissimo. Grazie, Francesco. Non te ne pentirai. Shadows. Poi Assassin's Creed. ci sarebbe servito alle 8 per fare una cosa, però va bene, va bene. Ma la risoluzione del gioco in che senso, Francesco? No, il gioco è un pochino particolare. Franci, pure prima si sono guastate le luci in game, sembrava una discoteca ad un certo punto. Prova a refreshare pure un po', magari. Anche perché Christian sta vedendo da quanto siamo in live? Un po' ormai. Ma cominciate 10, quasi 2 ore. E 10, ma... per non dirci niente, Christian che segue la serie, credimi, si vede bene. Cioè, non penso sia problematico. 2 ore. Sì. Penso che se c'era un problema Christian ce l'avrebbe detto, ma prima di subito. Però noi ti crediamo, ovviamente. No, noi ti crediamo. Non inizia che poi pensi che noi non iniziamo. Poi risulta che l'80% delle cose che dice una ragazza... Però noi ti crediamo sempre, fino alla fine, Francesco. Fino alla fine. No, ma è giusto dire le cose come stanno, capito? Che ci dobbiamo nascondere le cose tra amici? Cazzo. Le stasi continuano ancora. Anche perché poi non rientrerà e dirà ragazzi mi funziona tutto a posto e toglierà a me la preoccupazione che c'è qualcosa che non va. Aspetta. Tanto se Ghost resta con noi, a noi ci fa solo piacere. Francesco. Forse Serena... No, niente, non parla. No, non parla. Spezzo il piede. Allora, c'è qualcosina qua sopra. Will aveva usato l'edificio per nascondere i suoi effetti. Aspetta. Ok, 17 maggio 1998. Sono William Joyce e sto per condurre la prima sperimentazione animale del prototipo utilizzando il mio fidato topolino Schrödinger per... Ma dov'è? Dove sei? Merda. Dai, Schrödinger, vieni da Willy. Forza, su, dai, va tutto bene, tutto bene, tutto bene. Forza, Will. Cosa volevi farmi trovare? Stiamo inserendo Schrödinger all'interno della macchina, in senso orario rispetto al condotto, affinché giunga 5 minuti nel futuro. Pertanto riemergerà esattamente 5 minuti dopo essere entrato nella macchina. Ha perfettamente senso. Sono trascorsi 3 minuti e ancora nessuna traccia di Schrödinger. È un buon segno, Ne ma... devono passare 5. 2 minuti. Mi sembra giusto. Che cazzo dico? Grande scienziato temporale. Che è rimasto seduto all'interno del condotto per 5 minuti e ha cagato sulle tubature, il che rivela una grave falla nel mio esperimento. No, c'è un problema. È un idiota. Ok, la Che macchina... Luigi, ne abbiamo parlato pure un paio di giorni fa, pure con i commenti, quando abbiamo mostrato il commento al video a Gianmarco. Non... Siamo calmi. Siamo calmi. Nel passato. Questo Aspettiamo. significa che percorrerà in senso antiorario Aspettiamo il un attimo. condotto e quando Che diavolo stavi combinando? Poi che Sperimentavi viaggi nel tempo sui topi. siano uscite già delle notizie sotto e poco prima che andavo in live sembra che sia stata leccata un attimino dei dettagli di trama e delle cose sul titolo. Quindi me li voglio andare a leggere con calma e vedere un pochino la situazione. Ecco, Diciamo che conviene un attimo aspettare e vedere di più di quel titolo e vedere che direzione prende. Però vi posso dare anche io una notizia. È un piccolo rumor che è uscito poco prima che andassi in live. Diciamo da fonti che seguo, dove trovo molto più velocemente e con molta più affidabilità certe notizie. È iniziata da oggi pomeriggio un pochettino di maretta, perché sembra sia uscito fuori da parte di qualcuno che sta effettivamente lavorando a BioWare ad un certo titolo. Naturalmente tutto quello che vi dico poi vi posterò il link se volete, non ci sono problemi, però sembra che ci sia qualcuno che stia lavorando a Mass Effect 5 che abbia confermato da un lato la presenza di pronomi nel nuovo Mass Effect. Quindi la mia domanda è: BioWare, 2 punti.
Ma con quello che hai combinato con Dragon Age, benedetto il Signore, e tutto quello che ti è stato detto, ma perché non fai tuoi e ritorni a fare i giochi belli che sono davvero inclusivi? Per cosa significa inclusivi? Andatevi a vedere il Re Fantazio. Quindi quando qualcuno vorrà dire che noi qui non siamo inclusivi apprezzando il Re Fantazio, prima si informa e poi ci viene a rompere i coglioni. 3 premi. 3. Re Fantazio. Giocatelo, fatevi un piacere. Quindi, prima di dire che un titolo è woke, aspettiamo che esca. Aspettiamo che ci siano delle informazioni, poi ognuno vede che cosa gli piace, che cosa non gli piace, e se il titolo è davvero bello lo elogiamo. Se il titolo viene usato puramente per fare propaganda, lo mandiamo a fare in culo, ci passiamo la voce tra di noi, nessuno lo compra, così forse si riesce in questo modo a fare arrivare un messaggio a chi sta in alto. 1999. Perché non me l'hai detto, Will? Se voglio fare politica, mi seguo qualche video su YouTube. Se metto un videogioco, mi vorrei fare una partita in santa pace, porca la Questo puttana. spiegherebbe le tue invenzioni folli. Tanto Pierluigi ha detto la stessa cosa che ha detto anche Francesco l'altra volta. Che alla BioWare sono messi malissimo, lasciano le persone esperte del settore a casa e hanno preso persone con pochissima esperienza in ambito videoludico. Il problema non sono i pronomi nei giochi, i problemi sono che i giochi non stanno diventando giochi, stanno diventando spenti. Non puoi mettere qualcosa che c'è della politica, non puoi mettere qualcosa che c'è qualcosa di genere. Quando un videogioco o un'opera dovrebbe essere una bella storia che intrattiene e che lancia messaggi giusti. Se iniziamo a fare i neri sono meglio dei bianchi, i bianchi devono morire, e questo e quello e quell'altro, ragazzi, già ci uccidiamo tutto il giorno tra lavoro e cose varie per cercare di stare bene noi e chi ci sta vicino. Poi uno c'ha una mezz'oretta libera, un'oretta libera per rilassarsi un pochino, fare qualcosa che gli piace. Jack Joyce, il terrorista responsabile della strage, è ancora a piede libero. Ma le autorità si dicono convinte che non abbia mai lasciato ridere. Poi se sto sbagliando il ragionamento voi me lo dite, così io mi faccio una ragione su queste cose e campo pure io un pochino più tranquillamente. La speranza è quella, Smolder, ma da quel po' che stavo leggendo sull'articolo e su quello di cui stavano parlando, che poi sono iniziate ad uscire un paio di piccole news, sempre, diciamoli così, sono dei rumor, però io un attimino cerco di vedere un attimino da dove vengono e cosa mi hanno dimostrato in passato, quindi cerco di capire se sono fonti buone. Il sito da dove ho preso queste notizie prima è abbastanza affidabile e con tutto il casino che c'è su queste situazioni qui non penso avrebbero postato una cosa del genere senza essere certi di quello che stavano dicendo. Quindi mi sono riservato dopo, mi leggo l'articolo e me lo studio un attimino meglio. È diretto. Fasci Alan Wake da qua dentro e chiudiamo in bellezza. Stai continuando a dare i 2010. Matt Wilder, questo video è per te. Mi hai detto di non andare al laboratorio, ma non potevo lasciarla lì. Sono andato a prenderla, ma il posto è totalmente distrutto. La contromisura è sparita, rubata. Merda. Ma che... La cassaforte è vuota. Ho bisogno di sapere che ce l'hai tu, perché se dovesse cadere in mani sbagliate, il suo potere è sconfinato. Il nostro futuro e l'intera umanità dipendono da questo. Non può essere stato tutto inutile. Sai come trovarmi? Ti prego, sbrigati. 2010. Oh, merda. Che cos'è stato? L'ha registrato per me nel 2010. Com'è possibile? E ha detto che la contromisura è sparita. Non mi piace. Dobbiamo scoprire di più. Continuiamo a cercare. Quello già è un cazzo il tutto. Poi c'è il problema dei cazzi anche a livello temporale, che quindi tu capi? Comunque io dicevo prima a Francesco, la vuoi finire di venire a dare ordini su questo canale? Lui arriva, ti
Infatti dice fai questo. Io nel mentre imparo Clive. Punto. Cioè lui viene e ordina. Vabbè, lui giustamente però sa... No, questo mi fa capire che Francesco ci segue, perché io ho postato il calendario e ho messo che al 025 030 mettevamo il Game Idol per chiudere, quindi lui forse mi segue sui social. Potrebbe Sei così darsi. fiducioso di questa cosa? Posso essere fiducioso su di lui ogni tanto. Jack, Io vedo tu nel video tuo fratello si Smolder, prendilo, vai tranquillo. ma io non l'ho mai conosciuto in vita Non sta, non sta a seguire a Francesco. Ero convinto che tu avessi la sua contromisura. Se ti vuoi giocare un attimo Vorrei fosse con una così, bella trama, ma dice che la contromisura è stata rubata al Esatto. giocare un bel RPG, Qualcuno l'ha però la presa. trama poi va a puttane anche se io non la seguo. Giocati Rebel. Sì. Non si è aperta la... No, c'è un problema. Ma spero C'è che un questo problema. posto ci aiuti a capire chi. C'è un problema. Signorina, no ragazzi, fate la clip per piacere. Signorina, tutto bene? Signorina, tutto a posto? Ma che è successo? Ti cedo l'onore di premere il pulsante. Chi gioca tutto e di più. Se questa arriva... Allora, messa così stai facendo anche discriminazione nei miei confronti e non è il periodo temporale adatto per fare una cosa del genere. Partiamo da questo concetto qua. Quindi proprio come base. Visto che non gioco a gacha di merda, ma solo titoli che a me piacciono, quindi a Persona 5X. E se i giochi si buggano e succedono casini, che è colpa mia che li attiro? Sì, penso di sì. Sulle donne, figurati sui bastardi. Ti ha dato pure Un'altra macchina del tempo. Questo cambia tutto. Ragazzi, non aggiungiamo altro casino, per piacere. parole forti e Se cattive. riusciamo Bravo a farla Smolder, funzionare, non diglielo. servirà la contromisura. È un Potremo cambiare mostro. tutto. E se invece agissimo a monte per impedire che la frattura si generi, possiamo tornare indietro fino a ieri e annullare il passato prima che accada. No, ragazzi, aspetta. Dice che il No, nucleo no, no. deve essere ripristinato. Grandioso. Come diavolo? Sbagliate però. Ora prendi L'oggetto tondo al centro, penso. Ma perché dai gli ordini pure a Smolder? Prendi Rebel. Prendi. Smolder, se c'hai i soldi e trovi un sconto su tutti e due, prendili entrambi. Onesto. Se trovi sconto conviene a quel punto. Poi dipende, ti ho detto, dipende da che cosa c'hai voglia di giocare. Pensa tu a... Il tuo cuore cosa ti dice? Cosa vorresti giocare? Senza pensarci, il primo che ti viene in mente. Proprio così. Cioè sono totalmente diversi. Buttalo fuori. quindi dipende proprio da cosa hai voglia. Ho aiutato Paul ad avviare la macchina del tempo dell'università. Causando una... Prendi, vai sul sito, prendi la key e goditelo. Sapeva che i A calcoli- prescindere da quello che è. Spero voglia dire che questi Poi sono ti fa corretti. un regalo, fatelo bene. È qui che Will voleva portarci. Anche perché sono due titoli comunque molto validi, quindi. È da lì che dobbiamo iniziare. Allora, France, non è che perché tu mo vuoi fare pubblicità a Tekken, visto che c'è il personaggio all'interno, vuoi fare tutto, capì? Clive, tanta roba. No, si può ma dire difatti- veramente un cazzo a Cliveone. Ma di fatto ho detto sono due gran bei giochi, quindi... Uno, Clive, Cloud. Dobbiamo attivarlo dalla cabina di comando. I comandi sono qua. Ma quindi già lo stai utilizzando, France, com'è? Mo esce stasera, se ho capito. Ah, Finalmente ok. è uscito ora, credo. Beh, poi chiedo il parere a lui che, vabbè, Clive, lasciamo perdere. questi personaggi di Final Fantasy da 12 in poi. Oh, vabbè, va a fare suca, Francesco. Vabbè, va bene, Attente Francesco. solo a vabbè. quello che dici tu quando dici tu. Vabbè. Va bene. Dai, Oh. vai a giocare con Clive, Vai. dai. Dai. Vedi, te l'ha detta addirittura Gianmarco, pensa un po'. Pensa un po'. Io attivo la macchina del Adesso tempo. Incrociamo le dita. non la sappiamo. Dovrebbe essere meglio. Lightning, Noctis. Noctis, ora Tokyo Hotel. Il migliore è Sora. Datevi in mano e prendetevi a schiaffi. Ora vediamo a Natale che sono capaci di abbassarmene ancora entrambi di prezzo. Bravo. Eh sì, A posto! ma noi già veniamo da un problema con una macchina del tempo, andiamo ad aprire un'altra macchina del tempo per fare altri problemi. Ha funzionato davvero. Per il Ok. momento. Ora apriamo il condotto. Né io né Enzo abbiamo detto che sono meglio Lightning o Noctis. Io ho detto semplicemente che per Non me posso caga ancora in testa inserire anche la a data. Cloud tranquillamente. Per gusto personale.
Questo era l'ultimo passaggio. Prima devo preparare la macchina. Allora, attiva il condotto. Quindi da quest'altro lato. Non che ci voglia molto a cagare in testa a Cloud. Vabbè, oh, lascia stare il gioco, boh. Fratello. Vabbè, Cloud è... Che poi... la relazione omoerotica. Che poi è bello perché lui molte volte era in live e ha visto molti punti, anche importanti di trama, quindi... Meno male. Vedi tu sotto Natale che tieni genio pazziato. Sì. Tanto sono comunque abbastanza... Tu apri la pagina, mettiteli tutte e due davanti, chiudi gli occhi, li riapri, il primo che noti per qualunque motivo, premi sopra, compra e ti diverti, punto. Senza pensarci. Poi se puoi e scendono i prezzi in modo buono, lascia fare. Speriamo che funzioni ancora. Ok, devo attivare là adesso. Dai, corri un pochino di più, dai. No. Che c'è? Porca troia. Non lo so. Io mi fermerei. Devo Non è una macchina per il popcorn. Hai visto che è Una successo? cazzo di Qualcosa non va macchina nella del- macchina. Siamo certi. Non sai come farla funzionare. Puoi provarci, ma peggiorerai le Non cose. Sai che possiamo è così. smettere di provare. Hai perso delle persone e sei furioso, ti capisco. Ma questo è più grande di noi. Non possiamo riparare la macchina. No, ma tu sei Jesse. Ma forse conosco qualcuno che può. Sofia Amaral. Ma è la Scienziata caporicercatrice di là. Ho visto il suo video al vabbè. punto zero. Ricercatrice capo di Serin. Stasera sarà alla festa della Monarch, ma con tutta quella sicurezza sarà impossibile avvicinarla. Se non si ha un invito. Paul mi ha detto che si aspettava di vedermi alla festa. Ho paura che quello non fosse un invito amichevole. Jack, no. Già siamo là. A posto. A posto. Quando c'è voluto? 2 secondi. Un piccolo taglio. Non anda. Fatto. Allora. Andiamo. Un po' breve questa parte 3, diciamo. Sì, vabbè, almeno pure per dividere un pochino, eccetera. Quindi la festa è l'atto... Allora, l'atto breve. a questo punto, noi continuiamo. Ma ci dovrebbe dare la scelta. Punto di svolta 2. Il futuro mi sembrava così chiaro, mentre rivivevo il Se passato. ce la facciamo con i Una volta tempi. tornato al giorno della mia partenza è cambiato tutto. Non ho avuto altro a cui affidarmi se non il piano e le visioni. Sapevo che Jack sarebbe venuto. L'avevo già visto. Ma non sapevo il perché esattamente. O come sarebbe finita. Eccolo là. Avevi ragione. Le mie visioni del futuro non sono sempre chiare. Allora, Senua Saga, Riguardo le menzogne, sinceramente mi stava pure piacendo, solo che poi non ho avuto tempo di continuarlo. Noi l'abbiamo cercata 17 Però anni. non è e stato Joyce l'ha recepito trovata in meno di un benissimo, giorno. quello sì. già non è Il vero. resto, Comunque, quella macchina esiste mamma davvero. mia, E non sappiamo cosa gli abbia detto suo fratello. il futuro. Se davvero ha trovato la macchina di William, perché si è rivolto proprio a te? O il sentore sia una trappola? Forse, ma la macchina è nascosta là fuori. E abbiamo tutto l'interesse a capire dove. Se Jack lo sa, devo parlare con lui. Cosa dobbiamo scegliere questa volta? No. Il dottor Joyce ti avrebbe aiutato a svelare l'arcano. William sapeva troppo, L'ufficio. si sarebbe rivelato un ostacolo. Credi che quella testa calda collaborerà più di quanto non abbia fatto suo fratello? La tua mente è offuscata dal ricordo della vostra amicizia. Non renderla una faccenda. Allora, ecco, questa già è una cosa Ricorda perché ci troviamo. diversa rispetto a comunque Alan Wake e Control. Va bene l'horror, però parlo sempre per gusti personali miei. Lascia che mi occupi io di Joyce.
pochettino meno, magari divisa meglio. Conosco la un po' posta divisa in più punticini a fatica di meno, avere il blocchettone di testo davanti, sin dall'incidente del dottor cioè come in Alan Wake 2 Era per me l'unica in grado proprio, di curare la mia sindrome da Cronon. e anche Christian tra molto tempo La villa era un conoscerà lussuoso questo eccesso, piacere. ma tornava utile per eventi come la festa e sviava l'attenzione dal vicino laboratorio di ricerca. Allora andiamo. Cosa dobbiamo scegliere adesso? Vuoi i palloncini o i fuochi d'artificio Joyce alla ci sta festa? aspettando Cambiamo la linea temporale. Sì. Una bella festicciola. Che ci fa qui questa roba? Dovrebbe essere già tutto pronto. Siamo nei tempi stabiliti, non essere ossessivo. Tradotto non capo cazzo. Anche questo è vero. Salve. Allora. Ed eccoti qui. Volevo vedere di persona come se la passano i pazzi traditori. E non potevo rifiutare un invito così allettante. Come risolverai la questione? Allora. Ci si è concentrati sulle questioni personali o sulla missione? Avrei potuto parlare con Jack e spiegargli la verità, o affidarlo nelle mani di Etch per dedicarmi totalmente alla guida della Monarch. Allora. Ecco qua, questo qua. Ok. No, m'era venuto il dubbio ci potesse essere un'altra azione. Perciò, Allora, vediamo sentimenti. leggiamo sentimenti. Sono stato nel passato, cercando di cambiare le cose. Rispondi a questa domanda, Paul. Un tempo mi fidavo di Jack più di chiunque altro. Era la mia occasione per aiutarlo a comprendere la verità. Che cazzo vuol dire che nessuno ha visto l'attentatore? Ma se non fossi stato io a tenere il discorso, il mio impero sarebbe crollato come un castello di carte. Allora, affari. La speranza conduce sempre a un errore di calcolo. E come noi ben sappiamo, Joyce, l'errore di calcolo conduce alla catastrofe. Ecco perché mi rivolgo a te, signor Joyce. Ma per il mio vecchio amico sarebbe stata la fine. Morto e sepolto, come il resto del mio passato. Questa sera festeggiamo la vittoria contro l'oscurità. Questa sera festeggiamo perché io ho promesso a tutti voi che saremo pronti. La mia presenza avrebbe rafforzato la Monarch. Il piano si sarebbe svolto come previsto. Allora, qui la cosa è semplice. Ci fidiamo che lui sia il buono e che la Monarch in realtà sia una società buona e quindi lo lasciamo parlare per affari, così la Monarch continua ad andare avanti. O si crea un rapporto sentimentale tra di noi, visto che comunque siamo vecchi amici, però la Monarch perde potere. Quindi è un bene che la Monarch perdi rispetto alla nostra voglia di conoscenza. Se dobbiamo seguire, cioè se vogliamo seguire il ragionamento della prima volta, dobbiamo andare sui sentimenti. Che affari è palesemente un altro finale, facendo tutte le altre scelte ti fa arrivare a Allora, un'altra roba. prego, dalla chat dite, Vai. parlate, Christian, apritevi. soprattutto Chris, Soprattutto lui. No, lui già sta pensando, già sta elaborando. E per far capire pure a Pierluigi, la scelta che noi prendiamo adesso ci darà la puntata della serie TV che dovremo vederci la volta successiva. Quindi guarda com'è simpatica la cosa gestita così. Vediamo. Tu che sceglieresti? Io poi non so come funziona. Se No, poi lo capiremo alla fine. opzioni. Questa è la prima volta che lo gioco, quindi godiamocela per come ci piace a noi alla fine. Sentimenti. Lui dice sentimenti. Anche io. Allora, mettiamo sentimenti. Che sei curioso pure tu della storia. Alla fine i sentimenti contano sempre. Effettivamente anche questo nella lore generale. I sentimenti contano sempre.
Io metto sentimenti, ma sono tentato da affari. Perché non è che se non adesso questo discorso con lui non glielo possa fare anche in un secondo momento. Quindi... questo non lo so. No, va bene, ma adesso Questo mettiamo non saprei. sentimenti. Però il ragionamento sì. Tanto poi capiremo poi le altre scelte a cosa portano. Cercando di cambiare le cose. Rispondi a questa domanda, Paul. Un tempo mi fidavo di Jack più di chiunque altro. Era la mia occasione per aiutarlo a comprendere la verità. Che cazzo vuol dire che nessuno ha visto l'attentato? Quello là che abbiamo visto prima. Se non fossi stato io a tenere il discorso, il mio impero sarebbe crollato come un castello di carte. Che poi a maggior ragione, se vuoi davvero salvare il mondo, che cazzo ne porta da Monarch? D'accordo. Jack e io dobbiamo parlare di molte cose. Sì. Vabbè, ha detto che ci vuole parlare. Ci vuole parlare. Sono arrivato alla fine del tempo e ne sono fuggito. Tornando fino al 1999, dove tutto ha avuto inizio. Ho cercato di cambiare le cose, ma i miei sforzi portavano gli eventi ad accadere identici. Cazzo umina. Nessuno degli amici che l'aveva, che ce l'ha nella mia libreria Steam, ha fatto questa scelta. 57%. Va bene. Il tempo sta Però è troppo breve. collassando. La Monarch si sta preparando per questo. Hanno elaborato un piano, è stato chiamato Protocollo Arca e può salvarci almeno alcuni di noi. Sei stato il volto della Monarch per tutti questi anni, Martin. Ma mettiamo in chiaro una cosa. Questa è la mia nave. Non stai ragionando. Hai bisogno delle tue cure. Tu ci vai? Io a una festa. Se vuoi ci andiamo insieme. Sì, era un problema Che solo cosa di vuoi? prima. Una dichiarazione. Alcuni membri del nostro gruppo si sono spinti troppo oltre. La situazione è degenerata, ma la colpa è stata tutta di Jack Joyce. Abbiamo appena perso il contatto con il mezzo di Joyce. Lo devi ritrovare. Allontanati, subito! Questo è il riassunto della puntata precedente, va bene. No! No! È scappato! Attenzione a tutte le unità, convergete su Liam Burke, è armato e pericoloso. Fermo! Mani sopra la testa! Senti dalla macchina, presto! In vista! Allora ci prende un pochino per il culo. Ti ha fatto Perché vedere Riepicolo. quello ce lo fai vedere, quella nuova no. Vabbè, perché Va questo bene. è caricato direttamente nel gioco. Poi prima qua ti deve collegare a un sito, palesemente, ma non va. Va bene. Va bene, per noi va benissimo. Menu principale, così non ci spoileriamo ambientazione e quant'altro. Allora, ecco qua. Sono 27, siamo anche, guarda, anche in tempo, quindi noi usciamo da qua. E anche stasera La puntata è andata bene. Facciamo contento anche Francesco. Che tanto ci ha abbandonato palesemente perché sta giocando con Clive. E non ci fa sapere neanche niente. Cristian, noi comunque ci sentiamo in questi giorni. Col cazzo. Ecco, appunto. Allora, un attimo solo. Ecco qua. Allora. Dai Francesco, dai. Dai Francesco, dai. Dai Francesco, dai. Dai Francesco, questo tu lo conosci, dai. Dai Francesco. Sottonfondo. Grande sottonfondo. Westland 3. Allora, aspetta, devo fare solo un attimo una cosa. Meno switch la categoria. Salve a lei. Buonasera.
Stiamo vedendo il game idol. Senza il pad. Beh, Siete rimasti un po' male? che finale di merda, veramente. Un po' male. Che merda, veramente. Che situazione del cazzo. Ok. Allora, bravo Francescone. Bravo Francescone. Sì, sì, sì. Anche Francesco. Ciao Francescone. Francesco, questo l'altra volta è uscito. Noi questo già l'abbiamo fatto, Francesco. Francesco, questo l'abbiamo fatto. Fai un po' di indovina il cazzo. Non ho idea di che cosa sia questa. Fine del tempo almeno saranno... Ciao, Peppe. Potrebbe essere, guarda, alla fine, Pierluigi. Questo noi già l'abbiamo fatto. Sgord, Shadow of Mordor. Potrebbe essere un Uruk-hai. No, Francesco. Ma fai vedere zoom a destra. Gli orchi sembrano quelli. Forse Shadow of War, non Shadow of Mordor. Ah, wrong saga. Non può essere un gioco del Signore degli Anelli. Allora. Sei Sbordel? Chi cazzo sei tu? No, Giuseppe, no, ma che Resident Evil, Giuseppe. No, 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 no. Ci sono i cavalieri, però non così, non così. È veramente generico, sì, effettivamente è molto generico. Che cos'è? Potrebbe essere un Diablo qualunque. Vabbè. Warhammer, Vermintide 2. Io Lords of the Fallen fino alla testa ci poteva anche stare. Allora, Alieni, Clash e Batman. Dai, dai ragazzi, dai che è facile, dai. Versus, che cos'è? Ragazzi, Multiversus. È qualcosa di sì, comunque, vabbè, Batman era anche un esempio piuttosto palese. Batman e Gorilla. È uno degli Arkham. Dove ci sta? In quale ci sta Gorilla cazzo? Lego Batman 2. Alieni può essere anche Superman, però Superman è un alieno. No. Martian Manhunter. Customization loot box. Aspetta però. Correct French. Ah beh, giustamente è vero. Injustice. Bravo, Peppino. Però aspetta il 2. Perché sì, quella. Injustice 2. Bravo, Peppino. Giusto. Io vi saluto. Poi Christian, buonanotte. Ci sentiamo in questi giorni. Vediamo se riusciamo a farne un altro pochino. E ci vediamo la serie. Vai. Subito si parte sempre con quello. Ancora Sempre. Allora. Ah. Stavolta. Dopo il 2019. E la sera, dai. No, non è lui. Ok, quindi è un gioco comunque abbastanza recente, tra virgolette. Non è in terza, è in prima. O in prima o volo d'uccello cazzo. Borderlands 3. Borderlands è più vecchio del 2019. Io ti direi un... Non è un RPG e non è un fantasy. In prima persona. Attenzione, non è né RPG né fantasy né adventure. Non è né RPG né fantasy. Allora, ditene uno. Vai, prima Atomic Heart. Atomic. Dai. Cazzo. È prima. Allora, single player. Fra il 2020 e il 2022. Nemmeno prima persona, però. No, No. quindi è isometrico. Volo d'angelo oppure scorrimento. Volo d'angelo. Volo d'uccello là o scorrimento. Vabbè, un angelo uccello. Sì. Ok, e a questo punto Non è nemmeno uno shooter. però è qualcosina tra open world e science fiction. 2020-22. Potenzialmente un open world non fantasy isometrico The Sims. Ce n'è uno fra il 2020 e il 2022. Aspetta. Il 4 è troppo vecchio, Mettiamo il 3. No, Neanche. Aspetta, cosa sei? Una visual novel?
Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ha incarnato le console, però. Musicale e o testuale a sto punto. O a scorrimento, sì. Scusa, che console sono quelle là? Linux, Windows e Mac. Quindi è un gioco solo PC. Non è uscito su console, quindi è qualche piccola perla solo su PC. Solo PC, ok. Solo PC. Single player. Recente, tra l'altro, la 2022 è recente. No, questo è un attimino interessante perché non sa che cos'è, non è neanche testuale, che è la prima volta che ci esce. Quindi. Pensiamo uno scorrimento verticale. Scorrimento verticale in single player solo su PC. Che poi è orizzontale, che Pizza Tower. Muse Dash, dice Vediamo Francesco. questo qua che non ho mai sentito. Ok. Side view, quindi è lo scorrimento orizzontale. Però quel Pizza Tower mi piaceva, aspetta. Dai, butta dentro il pizza. No, perché è troppo nuovo. Fuori range. Allora, io prenderei indizio. Vai. Allora, action, science fiction e survival. Un survival a scorrimento orizzontale. Che cazzo di survival è a scorrimento orizzontale? Qualcosa alla Terraria, una cosa del genere. No, 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 no. Qualcosa alla Terraria, uscito recentemente così. Ah, aspetta, 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 sì, è aspetta, vero, aspetta, solo PC. aspetta, aspetta. No. Che li ho ripresi un po' di tempo fa. E ci stavo giocando. Leva dal publisher sta merda. È uscita anche l'espansione nuova recentemente. Cazzo, se apro Steam mi appare lì sotto. Ma non mi viene in mente il titolo. Kingdom 2 Crown. Aspetta. No, difatti non c'è neanche. Sappiamo quasi sicuramente sia indie. Probabile a questo punto. Non è Kingdom, sarebbe fantasy, vero? Anche questo è vero. Science fiction, bro, e sarà compreso nel titolo? Aspetta, cerchiamo. No, non c'è nessun risultato, Francesco. Anzi, questa è una bugia. Ci hai mentito. E anche spudoratamente, direi. Perché dici queste cose, Francesco? Che c'entra ora? Sei Grodol. Allora. Cazzo è sta merda? Survival solo PC. Cazzo è? Non è la Project Zomboid, quella roba di giocatella. Non è side scrolling, sì. Sta pure su console, sta così. Magari usciva qualche sviluppo, qualcosa, qualche... Il tema scemo, ti ha chiamato scemo. No. Abbiamo un problema. France, dai. Tu. Aspetta, quello dei tentacoli è uscito... Sì, no, non in quel senso. Sto ragionando. Sta ragionando. Questo è fuori dal mio campo di conoscenza. No. Case of Gary Fox. Come cazzarola si chiama? No, Benedict Fox. Non ricordo quello. Bellissimo. Però non era 2022. No. E non è un survival. No. Nessuna idea, manco Francesco. Attenzione. Vediamo questo qua se c'è. Francesco. No, questo titolo non c'è.
questo può titolo essere qua un non c'è. site No, di- no. Ma poi deve essere solo PC, quindi è una cosa che io non posso mai sapere probabilmente. Un survival solo PC a scorrimento. Devo sapere perché sennò. No, è tanto... No, è impossibile, aspetta. Keeper. Mi scusi. Aspetta, questa è roba. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Che cosa devi farti un attimino la. Aspetta un momento e devi andare a scavare giù. Ok, va bene. Dove sei stato? No, è roba per. È stato anche a me. Lascia fare, lascia fare. Pensamenti da fare. Ok, va bene. Un attimo su Steam, così poi dopo mi vedo con calma. E non l'abbiamo indovinato. Allora, noi l'altra volta abbiamo purtroppo perso. Ci siamo fermati a 61, ma noi non ci arrendiamo dopo che c'è stata tolta quella di 200 e passa dove eravamo arrivati. Quello un bruttissimo momento per il canale, però noi non ci abbattiamo e la rifacciamo. questo è Pollo 3. Questo dovrebbe essere Crash Bandicoot T'ho detto io. Warped. No. No. Ah, Crash Team. Racing. Nitro Kart. No, Francesco dice Team Racing invece. Vai, Team fai tu. Racing. No, era Nitro Kart. Francesco, sei un deficiente. Come ogni cazzo di volta. Ma noi come lo vogliamo ribattere il record se gli aiuti che ci arrivano sono questi? Io non lo so, guarda. Allora, dai, però ti puoi riscattare, Questo qual è? Io sono sicuro al 101% di quale titolo sia. Io so questo cos'è. Vai. Ricordo a tutti che attivo il canale Sospendi Francesco per 5 minuti al costo di 50 punti canale. In forte sconto. No, Francesco. Questo è Grodal, vedi? Chip e Chop agenti speciali. Mega Francesco, Francesco, le basi, cazzarola, Francesco. Il fenomeno. Francesco. Ah, aspetta. Posso fare una clip così me la vado a rivedere? Quando mi sento un pochino giù, io mi rivedo questo momento e sto felice, capito? Ah, che bello. Allora, dai, forza. Che cos'è questo? Questo è... Ci abbiamo anche l'indizio, giustamente, da poter utilizzare. Mega Man. Ma come si può fare? Non lo so. Allora, io prendo un piccolo indizio perché sennò... Complimenti per l'indizio. Il fatto che dobbiate crogiolarvi nei miei fallimenti conferma la mia superiorità. Disse quello che quando sbaglia a parlare si incazza da solo e inizia a rosicare. Ecco. Ricordiamo. L'altra volta Sgrodol. a prendere la pacca paraina. Sì, l'ha detto in una strana lingua arcaica. Sono giorni che ce lo ripetiamo io e lui nel frattempo. Comunque un Metroid. Un Metroid? Sì. No, Gianmarco, Sì. no. Vabbè. Noi diamo una possibilità a tutti. Metroid quale? Palesemente lo zii. Vai, sì. Senza nessun dubbio. Certo. Fusion.
Fusion? Fusion? Buttati. No, Ava. Carva. Quindi noi usiamo l'anticarte del Ava. scrivere Ava. Io penso che sia 8 lava. Questa è Potrebbe una esserci. merda, palesemente. Va bene. Decisamente sì. Va bene. Questo è Va tipo The Floor is Lava, Peppino, quei giochi Oh, del cazzo. adesso che cosa sei? Oddio, Tu sei un gioco automobilistico. Perché dici Non lo so, guarda, vedi? No, a me mi sa di scritte satana. No, vedi. Dove vedi l'automobile? Ah, no, è vero, sì, è un contagiro. Guardalo. Tu dici Guardalo un nell'insieme così. contagiri, ok. Hot Pursuit, dice Francesco. Il primo proprio. Giusto, ma non quello. È un Need for Speed. Sì, fai il 2. Aspetta. No, l'hai? questo è il primissimo Need for Speed. Dici? The Need for Speed. Giusto. Già ci stava fregando l'altra Questo volta. me lo ricordavo dalla run secolare, questo ci stava fottendo. Tu che cosa sei? Sono fortissimo. Questo è Cars 9, dove diventano i Monster Truck. Ah, aspetta. Monster. Giustamente. Cosa avevo detto io? Cars 9, anche No. detto Monster Truck. Allora, è qualcosa dove c'è track. Cluster Truck. È lui. Sì. Cluster Truck. Va bene. Chi cazzo sei? Questo dovrebbe essere un Agente indizio Polly chiave. Pocket. Che cazzarola? Può Se essere qualcosa di Rob. No, ma non penso Roblox principale Block sia così. qualcosa. Grazie per l'inizio, Francesco. Non ricordo. Battle Block Theater? No. Però aspetta. Battle Beat Remastered. È lui. È lui. Block non c'è. Però ci hanno dato l'indizio per trovare la soluzione. Quindi va bene anche così. Incredibile che sto gioco abbia una remastered. Allora. Questa è una copertina particolare. Galaga. No, aspetta, ce lo disse Francesco l'altra volta. Galaga. Galaga? L'ha detto anche adesso. E invece è un figlio di Troia. Anche stavolta. No, Francesco, questo l'hai detto pure l'altra volta, dai. Dai, ti sto dando fiducia, mi fido di te. Prova ogni volta prova Space Monkey 3. Non penso, già, ma non credo ci sia. Space, no. Nel dubbio. Io ho visto qua, ho detto, meno male che c'è Francesco che se lo ricorda. Benissimo. No, ma bene. Benissimo. Mago Gagaga. Dai, Francesco, attiva quel bel cervellino che c'hai, dai. Questo è qualche flipper. Francesco, se non ricordi, Assassin's Creed, faccio arrivare a casa. Borroico, arriva. Se è borroico, si dimentica Francesco, quindi ragiona. Ricorda. È un attimo. Sta arrivando Un già, attimo, l'indirizzo me l'hai pure mandato, quindi attento a te. Puoi farlo arrivare. Poi lo distruggo e io lo aspetto. Quindi per motivarti con affetto e simpatia, attiva il bel cervellino che c'è che... L'altra volta me l'hai data tu la soluzione. Quindi è in quella tua bella scatola cranica. Tira fuori la soluzione. No, io prendo il telefono e faccio l'ordine. Cioè, vedi, causa, effetto. Ma poi la Roma. Lui ha portato a questa scelta. Non è colpa mia. È colpa tua. È colpa di Francesco. Come ti chiami tu? L'altra volta ti abbiamo avuto davanti. Facciamo un ultimo schippino.
non è servito a una mazza. Questa è un'altra cosa che deve aggiustare il Mr. Game Idol, che la copertina è vuota, non devi mettermi Siamo quella stati parte là. sfortunati. Quello Ho è capito, randomico. ma È non c'è randomico, ci è niente. andato male. Ho capito. È un plugin da feste. Allora, va bene, Francesco, tu guardati l'immagine, fatti pure uno screenshot, Ne andrò a fare pipì. te lo salvi e la prossima volta ci darai la soluzione. Ti concediamo un'altra possibilità. Ciao Francesca. Quindi, ragazzi belli, buonanotte a tutti, buonanotte a chi è rimasto fino ad ora. Ragazzi, ci vediamo domani, penso, con Setti, e poi vediamo nei prossimi giorni che fare. Buonanotte. Non ci sta manco il microfono. No, mi ha fatto Quantum Break. Però ci hanno visto prima la puntata. In sintesi, tu fai il gioco. Arriva a un certo punto ti hanno fatto con attori in carne ed ossa. Che tu ti vedi che ti fa continuare a storia agli annanzi. Tutta roba che fa Remedy. Solo che poi in do gioco non si carica i filmato. Che forse i server saranno offline eccetera eccetera, e noi ci stiamo andando a fianco a YouTube. Sono puntate 25 minuti. Ci abbiamo visto l'ultima, ma pareva una serie fatta pure con un budget up di inseguimento, sparatorio.